giorni alla fine di febbraio, molto freddo, ecco, un febbraio veramente gelido, direi quasi, però siamo gelidi anche noi perché non riusciamo a capire dove la politica vuole parare, soprattutto per le fragilità, per quelle persone che voi sentite anche al mattino che chiamano, che mi mandano i messaggi. Ieri è chiamato un signore, assolutamente vuole che io vada a trovarlo, è sconvolto, non ha nessun ascolto e questa è la quotidianità. La quotidianità è anche per quelle persone che mi fermano per la strada dicendomi ma cosa stanno facendo, ma a noi chi pensa? Purtroppo non pensa quasi nessuno della politica, però ci pensa il mondo del volontariato, dell'associazionismo, per aiutare anche a far atterrare dolcemente questi diversamente giovani, molto ammalati a volte, senza nessun riferimento, poco, e questo fa molto pensare perché, come dico tutte le mattine, se siamo diventati così grandi e belli e forti è merito di queste persone che forse ci scordiamo un po' troppo. Allora vi presento subito due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Gian Mario Bozzo, Presidente Università Popolare Auser di Treviso. Grazie Presidente di essere qui. Saluto anche l'Avvocato Pierfrancesco Munari, Sindaco di Cavarzere. Grazie anche a lei Avvocato di essere qui. Tante cose, io sono molto vicina ai sindaci, tutte le mattine ho i sindaci perché forse sono quelli più vicini al territorio, quelli che hanno la coperta più corta con una palla pesante da morire, che dovrebbero risolvere tutto e invece non ce la fanno perché, come ripeto, i soldi che hanno per finanziare, per sopportare e anche per investire nella famiglia, nei diversamente giovani, non ci sono proprio. Qualcuno dice che li avete, che forse dovete decidervi di cosa fare con i soldi che avete, poi lo spiegherà anche lei Sindaco com'è la sua situazione, ma penso come molte altre. Ecco, io vorrei partire proprio da lei. Cos'è che la preoccupa di più, Sindaco, in questo periodo dove veramente gli aiuti sono tanti, tutte le persone bussano, mancano case, mancano residenze per diversamente giovani, manca l'ascolto anche nelle case, molti sono soli e soprattutto mancano i soldi, ecco, a tutti. Prego, compresi voi. Prego, Sindaco. Buongiorno a tutti, praticamente ha già dato la versione di quelle che sono le situazioni dei comuni italiani. La coperta è sempre più corta, i trasferimenti statali sono sempre più ridotti, l'aumento dei costi dei servizi è un dato molto importante e quindi molto spesso per far quadrare i conti bisogna ritoccare le tariffe. Quello che ampiamente preoccupa il sottoscritto, ma credo tutti gli amministratori pubblici, è un invecchiamento progressivo della popolazione. Vi do un dato tecnico per quanto riguarda il mio territorio di Cavarzere. Ogni 100 persone sotto i 25 anni noi ne abbiamo 340 sopra i 65. Significa che noi siamo, come residenti a Cavarzere, la popolazione più anziana di tutta la città metropolitana di Venezia, e se da un lato io, che vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, ci sono degli aspetti positivi, vuol dire che la qualità della vita aumenta e quindi si muore il più tardi possibile, dall'altra parte noi dovremo imparare a settare i nostri servizi per una popolazione anziana che sarà una popolazione non attiva o parzialmente attiva. Detto questo e confermando che la difficoltà delle amministrazioni è proprio quello di reperire risorse per determinati target da ottenere, io nel mio piccolo, come amministratore di un comune di 13.000 abitanti, credo di aver indirizzato diversi fondi che sono riuscito a recuperare tramite il PNRR per appunto dare un servizio ai miei cittadini. Abbiamo portato a casa un finanziamento in parte cofinanziato dall'amministrazione per oltre 4 milioni di euro per un progetto che si chiama Pinqua, che è un progetto integrato sulla qualità dell'abitare, per creare delle abitazioni, degli immobili da locare o da, diciamo, affidare a dei soggetti fragili, e quindi andremo a realizzare 14 unità abitative nuove. Il territorio mio, tra l'altro, è molto complesso perché al di là di 140 e oltre chilometri quadrati, quindi un territorio molto esteso, è il territorio che dopo Venezia, nella città metropolitana, ha più unità immobiliari popolari. Stiamo parlando di circa 700 abitazioni, di cui circa 400 di proprietà dell'amministrazione e 300 di proprietà di ATER. Questo è un numero che è molto significativo, che lascerebbe presagire il fatto di dire ho case a volontà per tutti coloro che ne necessitano. In realtà
Molti di queste unità abitative sono unità abitative realizzate nel secondo dopoguerra e ad oggi sono, per usare un eufemismo, praticamente delle catapecchie, e ad oggi forse risistemare quegli alloggi mi costa di più rispetto a demolirli e a costruirne ex novo. Al di là di questo, noi vediamo un trend in aumento per quelli che sono i fondi necessari da destinare all'ambito sociale. Quindi, come giustamente osservavate voi in studio, c'è sempre più gente che viene a bussare al comune, ci sono sconosciuti che fino all'altro giorno non venivano mai in comune, che ad oggi si trovano costretti da una congiuntura economica a chiedere degli aiuti con la massima umiltà e con la massima serenità, persone che non hanno altre possibilità. E tutto questo, diciamo, deve essere incorniciato in una riforma che sta per arrivare, perché il primo limite è aprile di quest'anno, aprile 2025, dove noi dovremo programmare i cosiddetti ATS, ambiti territoriali sociali, che serviranno a uniformare aree omogenee per dare gli stessi servizi a tutti i cittadini. Nel mio caso stiamo parlando di area sud veneziana, l'ATS di zona sarà ricompreso tra i comuni Cavarzere, Chioggia e Cona, e quindi anche lì secondo me ci sono degli aspetti sicuramente positivi, ci sono degli aspetti che però dovremmo verificare e capire come gestire, ossia non vorrei che ci fosse un allontanamento dei servizi localizzati e una maggiore centralizzazione appunto dei servizi nell'ambito sociale, che non sarà più territorialmente su Cavarzere, ma sarà di un'area omogenea un po' più ampia. Guardi, la ringrazio, Avvocato Munari, per aver accentuato la perplessità che abbiamo anche noi del mondo del volontariato. Non si riesce a capire bene qual è la finalità di queste nuove aggregazioni, dove ci saranno anche molti soldi e come verranno gestiti. La ringrazio di averlo detto, perché c'è la confusione totale, nessuno sa niente. Ecco, si parla, ma alla fine quando io chiedo tu hai capito qualcosa, dico no, non si sa ancora niente. Perciò capite su che marasma, ecco, specialmente il mondo del volontariato, che è quello che aiuta in questo momento, è quello che concretamente c'è, perché basta alzare il telefono e il mondo del volontariato arriva e mette le pezze dove la politica non riesce a metterle, con i banchi solidali, con l'ascolto, portando le persone a fare delle visite, con le università anche. Non dimentichiamo che anche ieri abbiamo avuto la dottoressa Peruzza, l'università 3M, cioè 3 università di Santa Lucia di Piave, perché c'è questa esigenza. 500 iscritti. Allora io chiederei subito al Presidente Bozzo che dobbiamo capire anche che c'è questa realtà, che non sono morti, sono persone vive, che vogliono vivere, che sono intrigate, vogliono conoscere, vedere. Io non so se non ci fosse veramente se non ci fossero queste associazioni di volontariato e non solo, che aiutano queste persone a capire che si può ancora vivere in maniera dignitosa, non so. Prego, Presidente Bozzo, come vede la situazione? Ma intanto vi ringrazio per questa opportunità e per aver colto l'importanza di parlare di questi diversamente giovani. Noi abbiamo la fortuna di rappresentare un'associazione nata 35 anni fa, quando è crollato il muro di Berlino, con una felice intuizione che era quella di dare seguito a quanto previsto anche dalla nostra Costituzione. Perché noi dobbiamo farci carico del tema delle persone anziane, però ancora sveglie, tant'è vero che la missione nostra negli ultimi anni è stata quella dell'alfabetizzazione alla modernità dei nostri anziani. Abbiamo la fortuna di avere più di 210 iscritti quest'anno, di età variabile tra i 60 e i 95 anni. Siamo articolati in 4 filoni, il principale che è quello delle conferenze, dove parleremo in dettaglio se vuole, dove invitiamo docenti ma anche specialisti di diverse realtà per scoprire anche tematiche, incluse quelle di cui stava parlando anche il sindaco di Cavarzere, che hanno a che fare su qual è il nostro futuro in merito alla sanità, in merito alla qualità della vita
della persona anziana, ma anche in merito a sfide importanti, sia quelle ambientali che quelle urbanistiche, che quelle dei servizi alla persona, che quelli della cultura e quella della nostra storia. Abbiamo un altro filone importante che è quello del coro dell'Università Popolare diretto dalla validissima Erika Boschiero, che abbiamo avuto ospite poco tempo fa e l'abbiamo vista, che ha avuto anche l'opportunità di portare questo nostro coro con persone, quelle di 95 anni fanno anche parte del coro, che sono andate anche a Verona quando c'è stato all'Arena quella giornata per la pace con Papa Francesco, al quale rivolgiamo i nostri auguri. Dopo abbiamo 90 persone che seguono i corsi di inglese e allora l'immagine che appare dai nostri soci è che i soci dell'Università Popolare sono persone interessate comunque a essere presenti e a essere soggetti attivi in questa nostra società. Quando arrivano i nostri relatori sono impressionati dalla vivacità e dalla qualità dell'ascolto che i nostri iscritti manifestano a diverse tematiche, quelle dell'Europa, quelle delle riforme istituzionali, quelle della salute, ma anche quelle dell'ambiente, il tema delle acque, la gestione delle acque, piuttosto che i temi dell'inquinamento. E quindi da questo punto di vista noi riteniamo fondamentale che appunto gli anziani che seguono anche questa trasmissione si rendano conto che è importante uscire di casa. Io sono convinto, anche se non ho nessuna competenza nel merito, che per prevenire le demenze senili o altro sia fondamentale mantenersi attivi e curiosi, perché la nostra società, a parte i problemi che vediamo anche con questa nuova amministrazione statunitense o altro, offrono un sacco di opportunità e, come lei giustamente ha detto, il nostro volontariato diventa veramente un asset, uno strumento importante per il Paese, perché sono gli anziani che offrono quello che i servizi sociali non offrono. Se esistono i nonni nelle famiglie, i nipoti sappiamo dove sistemarli e questo è fondamentale. Allora, quello però che io noto, anche questa mattina prima di entrare in trasmissione, io ho chiamato un diversamente giovane, a me piace chiamarli così, che mi ha chiesto di andarlo a trovare. Ha detto: Mirella, ho bisogno di parlarti, io non conosco queste persone, alle volte faccio anche molta fatica perché sapete, arrivare in queste case dei diversamente giovani non è così semplice, ci sono dei problemi etici, ci sono dei problemi di sicurezza, ci sono tante cose, però quando li sento così sconvolti e soprattutto depressi è più forte di me, li vado a trovare, cerco di capire cosa succede, poi chiamo i sindaci, vedo com'è la situazione, entro nelle loro case e capisco qual è il loro bisogno. Il problema è, Presidente Bozzo, che non tutti hanno la fortuna di uscire di casa, perché stanno magari al terzo o quarto piano, non hanno l'ascensore, non hanno numeri di telefono dove rivolgersi. Io non so, questa trasmissione, come voi sentite, arriva dappertutto, il mio numero ce l'hanno e chiamano, vuol dire che se tu glielo dai il numero loro chiamano, il problema è che non glielo danno. Allora, quando tu ti rivolgi, noi del volontariato, ai servizi sociali, per dire vorrei aiutare queste persone, ti rispondono, la maggioranza c'è la privacy, non possiamo dare nomi, cognomi, indirizzi, perciò dove vogliono la privacy la mettono. E questo è un grave problema, perché non arriviamo a queste persone. Allora io penso, non sarebbe il caso di fare un censimento di chi sono questi diversamente giovani, visto che ormai i numeri sono superiori ai giovani, come vivono, cosa fanno, quali sono i bisogni, perché abbiamo tutti gli strumenti per fare questo. Io lo dico anche ai sindaci, dico iniziate a fare un censimento di quelle persone che vivono vicino a voi, perché più di qualche volta, lo dico anche al sindaco Munari, io avevo il sindaco presente
e dove diceva che andava tutto bene, che non c'erano problemi, i servizi sociali funzionavano, poi arrivava la telefonata e diceva: sindaco, mi scusi, io non so niente di quello che lei ha fatto, perché io non sono al corrente, perché mi sarebbe anche piaciuto vedere. Capite che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, perché noi sì, sappiamo quelli che arrivano, li conosciamo, ma quelli che non arrivano, che sono nelle case anche con patologie o soli, come arrivare a loro? Qui abbiamo bisogno del vostro aiuto, sindaco, non c'è niente da fare, anche perché voi siete molto forti, perché voi avete l'esercito, quello che non hanno certi politici, che sono i cittadini che vi eleggono, e soprattutto siete in tantissimi sindaci. Allora molte volte io dico che siete lenti, troppo lenti. Noi abbiamo bisogno di rock, di velocità, perché non possono aspettare in eterno che il governo decida, che arrivino i soldi. Noi dobbiamo fare squadra, intanto tra associazioni, che non ce l'abbiamo ancora, mi dispiace dirlo, ma non ci conosciamo, siamo in tanti ma nessuno sa chi siamo. Abbiamo i campanili, molti campanili anche politici ultimamente, che se fossero invece rimasti all'angolo, un passo a lato, non avrebbe fatto male, visto che il volontariato grazie alla politica gira col commercialista, deve pagare per fare il volontariato. Allora, Presidente Bozzo, come arrivare a queste persone? Io ho avuto questa persona di 90 anni, come ha detto lei, che è arrivata alle 9 del mattino, prima in bicicletta, poi ha preso la corriera, è scesa qua, eravamo vicini al Natale, e ha chiesto aiuto per l'ascolto. Non voleva soldi, voleva ascolto. Ha detto: i miei figli mi vengono a trovare, stanno un quarto d'ora, 20 minuti, poi se ne vanno. Io invece sono curiosa, voglio capire, voglio conoscere, voglio vedere, ma nessuno mi porta da nessuna parte, nessuno si preoccupa di me. Ho bussato a tutte le porte, anche del comune, sono in queste condizioni. Mirella, cerchi di darmi una mano. Prego, Presidente Bozzo. Intanto io vorrei smentirla in merito al collegamento con le altre associazioni, perché almeno noi a Treviso siamo in collegamento con le altre associazioni, tant'è vero che sotto il coordinamento dell'Istresco stiamo organizzando il Festival della Libertà Ritrovata per celebrare adeguatamente l'80° della liberazione, e ci sono tutte le associazioni, ci sono 18 realtà che partecipano. Io temo che i ragionamenti che stia facendo lei riguardino più l'autorità delle amministrazioni comunali, perché le problematiche di cui lei parla, che sono serie, e io sono d'accordo con lei, debbono essere gestite all'interno di amministrazioni comunali che hanno i servizi sociali e che hanno gli strumenti anche per fare la mappatura. Quando io sono stato consigliere comunale per 10 anni a Treviso, ricordo che avevo stimolato un monitoraggio, come diceva lei, per far emergere i casi di disabilità, ma non è una competenza mia questa come Presidente dell'Università Popolare. Noi ci facciamo carico invece di avere relazioni con le altre associazioni, però lei capisce che iniziative di sviluppo culturale sono diverse dalle tematiche drammatiche di cui lei sta parlando, che hanno a che fare con i servizi alla persona e con l'aiuto ai soggetti fragili che non sanno da che parte sbatte la testa. Tant'è vero che quanto lei documenta di telefonate che riceve per avere aiuto significa che il suo telefono è sempre acceso, mentre qualche altro telefono non risponde. Vede, Presidente Bozzo, io la devo contraddire ancora, perché se lei guarda le trasmissioni, esatto, se lei guarda le trasmissioni tutte le mattine che io faccio da anni, le associazioni che io invito, che le cerco, perché loro non conoscono, le cerco, le faccio, dicono quello che le ho detto io: non ci conosciamo, nessuno si preoccupa di noi, siamo quasi 700 associazioni, qui a Treviso ne abbiamo tantissime, non solo a Treviso, anche nei comuni limitrofi, però non ci conosciamo. Questo lo dicono le associazioni. Che dopo lei, Presidente Bozzo, mi dica che 18 associazioni partecipano a questo festival è un altro discorso. Io dico che tra associazioni del territorio non ci conosciamo, ma non lo dico io, lo dicono i presidenti
presidenti delle associazioni, Sì, però... che tutte le mattine vengono qua. Noi abbiamo un centro, si chiama Volontari Insieme, ancora non si riesce a capire come funziona, visto ecco, quello che è successo. C'era anche il presidente Franceschini l'altro giorno qui. Noi quando abbiamo visto l'elenco delle persone che si sono candidate per questa presidenza e anche per il direttivo, siamo rimasti stupiti perché di 8 candidati 2 si erano candidati 2 volte. Allora c'è qualcosa, ecco, lei sorride, mi viene da pianza, ecco, perché sono i soliti noti, non gira niente. Quando io ho chiesto alle associazioni perché non siete andate, perché non ci crediamo, perché non abbiamo visto risultati. Prima voglio vedere i risultati, visto che sono iscritto, visto che dovrei ricevere una mail su quello che viene fatto, perché è quello che rappresenta, e invece non funziona così. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto volevo dire delle persone anziane, siamo arrivati al punto di dire che le persone anziane sono un ingombro. Ma scusa, ma diventare adesso è una colpa? Cosa abbiamo da fare? Facciamo una legge che a 70 anni colpiamo tutti. Ma da cosa stiamo a parlare? Una persona ha diritto di invecchiare. Ma anche a quello io che va via. Se siamo di diventare vecchi, ma che non va a lavorare? Mi vuoi lavorare fino a 77 anni, di come è perché mi sono mai. Ma che cosa mi cerca? Di giovani, cosa che hai fatto i giovani? I vecchi qua, i vecchi là, i vecchi che ha fatto il Veneto, perché finiva la guerra, da potere, che vuoi lavorare fino adesso, e abbiamo messo a posto il Veneto, non era niente il Veneto, né Venezia, che Venezia tirava, che sempre tirava, ma non era niente neanche. E ora le cose non mi cerca, i vecchi dobbiamo aiutarli, solo per quello che ha fatto per i giovani di adesso, perché se i giovani hanno la possibilità di studiare, di farsi una cultura, di tutto, i da ringraziare i vecchi, i giovani, va bene, ora, ma siamo a parlare di questi vecchi come chi fusano un trigo, copriamoli tutti e è finito, ma se non le fosse tua, non le altre perché non le conosco, trasmissione che ti dà fa compagnia ai vecchi, ti insegni come ti dà a comportarsi, ti insegni tante robe. So adesso che ma mi non ho mai saputo, 3 anni che parlo così, ma questa se sapevo che la voglio dare una manca a me, perché so buon fare tante robe, perché i vecchi non si imbalza mai, capito? E lavoraremo quando che adesso mi scaricaremo 4-5 mila quintali di roba al giorno, con le mani, da una barca intera e da intera a un altro posto. Adesso bisogna vergognarsi a parlare mal di vecchi. Capito, Mirella? Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, se no non ce la faccio. Grazie Rinaldo. Come sente il sindaco Munari, loro sono presenti, vogliono esserci. Io ho avuto anche il presidente dei medici di famiglia e ho fatto una proposta perché non ce l'avevano, di avere anche loro, di avere una lista delle associazioni di volontariato. Non ce l'hanno. Nel momento che arriva questa persona in difficoltà, che loro sanno, chiamare l'associazione che può aiutarli, non ce l'hanno, e hanno fatto la richiesta in regione grazie a questa sollecitazione che ho fatto io, perché non è possibile. Mi ricordo che il presidente Gorini ha detto, mi sono seduto a un tavolo, c'è un'associazione appunto di volontariato e io ho chiesto appunto aiuto, ha detto ma io non posso perché finiamo il venerdì pomeriggio, fino a lunedì non siamo presenti. Ma come? Ha detto, allora cosa ci fate a questo tavolo? Io ho bisogno un fine settimana specialmente per questa persona, ma non ce n'erano altri, non abbiamo questi elenchi che dovrebbero essere nelle farmacie, nei supermercati, perché guardate che il digitale, e l'ho detto anche ieri, anzi dovremmo iniziare a fare anche questo, Presidente Bozzo, perché molti non lo sanno veramente usare, non sanno usare neppure il telefonino. Adesso mi inventerò qualcosa con questa trasmissione e con l'editore, perché vedo anche ieri al Banco Solidale non ce n'è per nessuno, ecco, non sanno neppure fare una fotocopia, non sanno niente. Sto parlando di quelli che lo sanno, non mi interessa perché lo sanno, sono bravi, a me interessa quelli che non lo sanno fare. E infatti con
il Presidente Potti cercheremo di fare questo, trovare un sistema, perché i numeri sono troppo alti che io vedo che non riescono a chiamare, a mandare messaggi, a stampare una ricetta, non lo sanno. Cosa dice il Sindaco? Dobbiamo investire in questo? Allora, assolutamente sì, bisogna investire e ovviamente è sempre tutto un problema di risorse. Lei prima ha parlato di campanilismo per quanto riguarda le varie associazioni. Io le faccio l'esempio del mio territorio. Ad esempio ho avanzato una proposta di fusione tra comuni, quindi con il comune vicino che è il comune di Cona, abbiamo portato una delibera in consiglio comunale. Perché questo? Perché ormai da piccoli e soli sicuramente non riusciamo a garantire tutta una serie di servizi che ci piacerebbe garantire. La fusione porterebbe nelle casse del comune fuso una enorme quantità di denari e i denari servono per garantire i servizi, anche ovviamente e soprattutto alle persone anziane, quindi che sono le persone più fragili. Io da amministratore sono molto preoccupato anche da un altro aspetto, perché noi parliamo delle associazioni di volontariato e il mio comune ad esempio sostiene economicamente e con ogni tipo di supporto tutte le associazioni di volontariato del territorio. Abbiamo acquistato una macchina anche l'anno scorso, abbiamo fatto sì che ci siano delle sedi nel nostro comune, abbiamo dato dei contributi economici in rapporto ai chilometri percorsi dalle macchine che portano i soggetti fragili, ad esempio qualche visita. Quindi la nostra parte la facciamo. È ovvio che avere più risorse permetterebbe di programmare e avere sicuramente una soluzione migliore a quelli che sono i tanti problemi. Nel nostro piccolo noi ad esempio abbiamo anche un centro d'ascolto. Quando lei dice molto spesso gli anziani non sanno dove andare, il mio numero ce l'hanno tutti, io non ho mai rifiutato un appuntamento da quando sono sindaco, quindi sanno dove trovarmi. Il centro d'ascolto è collegato ai servizi sociali, i servizi sociali sono collegati alle associazioni di volontariato che ad esempio eseguono i trasporti. È una piccola rete, ma sicuramente nel nostro territorio è una rete che funziona. E ovvio poi noi non riusciamo ad arrivare, come magari sarebbe opportuno fare, all'interno di tutte le abitazioni di tutti gli anziani soli, però nessuno mai abbandonato a se stesso, quindi con i medici di famiglia, con le associazioni di volontariato, con magari i familiari che vengono ai servizi sociali e evidenziano delle varie criticità, noi abbiamo, ripeto, creato una rete che vediamo è una rete che funziona. Il tema che secondo me faccio una parentesi, Sindaco, vede, io ho lei questa mattina e giustamente lei sta spiegando il suo territorio, ma io parlo in generale, non parlo solo al Sindaco di Cavallo, io parlo in generale. Non funzionano, Sindaco, è inutile che ce la diciamo, non funzionano. Delle volte, le ripeto, su piccoli paesi avevo qua il Sindaco che è rimasto allibito dalla telefonata perché non conosceva la realtà. È inutile che, come dice lei, noi non sappiamo tutto, invece dovete sapere chi c'è, i bisogni che ci sono, perché non funziona così. Basta vedere le code che ci sono, specialmente nelle mense, le persone che hanno bisogno, che non si conoscono. Perciò io non devo essere fortunata ad avere questo sindaco o dico sempre anche quell'insegnante. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, capire quali sono i miei diritti e conoscerli. Non funziona così, sindaco, glielo posso assicurare. Che poi giustamente lei, come altri sindaci del territorio, dicono funziona bene, è un altro discorso, ma parlo in generale. In generale non funziona. Abbiamo sentito anche ieri la persona che si è suicidata, che ha perso il figlio. Ma possibile che non si poteva capire che questa persona andava supportata? Ma vi rendete conto? Ma io non so se ci rendiamo conto del bisogno che abbiamo di persone competenti, sindaco, non qualunque, di persone competenti che diano l'ascolto. Se c'è questa tragedia in famiglia, capirai che questa mamma deve essere supportata, deve essere accompagnata nel dolore immenso. Io ho le mamme che hanno perso un figlio, è terribile, sindaco, è terribile. Si sono rimboccate le maniche grazie alle unioni di associazioni per cercare di stare assieme, di aiutarsi tra di loro, perché risposte non ne hanno avute. Anzi, abbiamo sentito ieri questa persona che è stata messa ai domiciliari dopo averne ucciso 2, ubriaco, scappato. Questi non si danno pace.
Non si danno pace, sindaco, perché abbiamo anche delle leggi pazzesche. Ma come? Ha ucciso 2 persone, mia figlia, non tornerà più mia cugina, sono rimaste 2 bambine piccole, questi ai domiciliari. Adesso farà un lavoro socialmente utile, addirittura quei familiari, ecco lo spiego, non sono i familiari italiani vittime della strada, sapete che è l'associazione che fa parte delle associazioni Abbracciano le associazioni, è un'altra ancora associazione di Milano che si copiano i nomi familiari, incidenti stradali, una cosa del genere, lo specifico perché molti pensano che siano i familiari italiani vittime della strada della Presidente Cassaniti, anzi che saluto, che non sono loro. Capisce sindaco che non ci siamo proprio, non ci siamo. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Ma io non accetto il modo di fare che ha la destra italiana, tutti i partiti di destra, dove il business conta di più dei bisogni delle persone, cioè conta di più che sia sostituito un tubo che da zincato diventi multistrato, che praticamente una famiglia vada a finire, una coppia vada a finire dentro su una casa popolare. Cioè abbiamo già il problema delle nascite che sono a 0 e più ci troviamo questi qua che, perché una cosa non è a norma, non deve essere utilizzata, ma anche le montagne franano, non per questo le dobbiamo tutte elevare. Insomma, se le case sono vecchie, vanno riattate e vanno date alle persone che servono, perché queste vanno a finire nei furgoni, vanno a finire nei camper dietro le strade. Cioè questa è la realtà è che voi non date case popolari perché lasciate che la gente finisca in un camper dietro la strada, e io penso che invece bisogna dare case popolari e cominciare a costruirne di nuove con i vostri parametri come le volete, no? Però intanto quelle che ci sono riattatele e cedete, perché io vedo un sacco di famiglie che dormono nei camper girando per le città in giro. Non è un modo degno di essere civiltà quando si mette davanti il business ai bisogni delle persone. Buona giornata signori. Grazie Claudio. Allora andiamo a vedere, prima di commentare la telefonata di Claudio, questo servizio proprio dell'Auser che ha portato il presidente Gianmario Bozzo. Andiamo a vedere.
Complimenti Presidente, molto bello questo video che fa capire l'importanza di questa associazione. Prego Presidente. Beh, il tema è quello, lei parla del dialogo tra le associazioni. Noi dobbiamo scontare un problema culturale. In questo territorio noi siamo abituati dove ognuno vuol fare da sé. Cioè, mentre la Repubblica Serenissima aveva capito che l'unico modo era aprirsi, si è inventata la diplomazia, noi invece vogliamo chiuderci. Dopodiché c'è il problema del narcisismo delle singole associazioni, per cui ogni associazione ci tende a far bella figura. Noi su problemi così gravi che stanno emergendo o abbiamo il coraggio di abbattere le frontiere e di metterci assieme su tematiche da condividere, dopodiché ognuno deve avere la sua specificità. Certo. Però dobbiamo farci carico di lavorare assieme e su questo anche il lavoro delle amministrazioni è importante, perché però alcuni dei temi drammatici di cui lei parlava non sono di competenza nostra come Università Popolare, sono di competenza eventualmente dell'AUSE o delle altre associazioni Chi fa cosa, no? che partecipano. Il tema però della pronta risposta alle esigenze è un tema che investe la classe degli amministratori, nel senso che sono loro che hanno accettato il ruolo di interpretare le esigenze e i bisogni del territorio e quindi sta alle loro capacità, tenendo conto che noi siamo in un territorio governato bene, per cui dobbiamo ringraziarli gli amministratori che si fanno carico di impegni, per cui anche il sindaco immagino che sarà H24 lui, e in questa regione siamo pieni di bravi amministrazioni. Il tema però è accettare che siccome è cambiato il tempo bisogna rivedere dalla base certi atteggiamenti e decidere che se certe cose non funzionano vanno cambiate compatibilmente con le risorse e con la disponibilità, perché non c'è nessuno, se lei fa questo mestiere in questo modo lo fa perché ha un sentimento interno che le giustifica il fatto che lei si impegni. Ma se uno non ha questa consapevolezza, non è la legge che cambia, anzi in Italia bisognerebbe ridurre le leggi, perché il caso che diceva lei dei delinquenti che tornano fuori perché il Parlamento italiano ha votato leggi che permettano che tornano fuori. Esatto. E questa è una riflessione che però esula da... Infatti il popolo italiano se la prende coi giudici, con la giustizia, mentre le leggi vengono fatte in Parlamento dai nostri politici, io lo dico sempre, perciò Sveglia Veneti serve anche a questo. Su 10 persone arrestate per violazione di varia natura ne resta soltanto uno in galera, vuol dire che c'è una situazione che rende difficile anche alle forze di polizia, alla polizia locale, agli amministratori a sostenere queste robe, però ricordiamoci che è il Parlamento che legifera in questo Paese. Sindaco, come vuole commentare la telefonata di Claudio da Marano Vicentino? Prego. Se ne facciamo una questione di destra e sinistra vuol dire forse che abbiamo sbagliato tutto. Tanto conosciamo anche il sindaco di Cavazzere. Ecco, lei di quale parte fa parte? Destra, sinistra, civica? Sono stato eletto con una coalizione di centrodestra dopo diversi anni che a Cavazzere ha governato la sinistra, praticamente è sempre stata governata dal secondo dopoguerra, ad eccezione di 10 anni a cavallo degli anni 2000 da una formazione di centrodestra. È ritornato centrodestra, ma ripeto, qui il telespettatore ha chiamato dicendo che la destra pensa al profitto e dovrebbe fare molto per le case popolari. So che non posso generalizzare, ma devo parlare del mio caso specifico. Io ho investito svariati milioni di euro per le case popolari e ho cercato di fare un piano di vendite con il quale, diciamo, cercherò di cedere popolari una proprietà. Però volevo ricordare al telespettatore come la Regione Veneto, governata dal centrodestra, avesse avanzato una legge per dare un criterio di premialità e un punteggio maggiore collegato diciamo, agli anni di residenza nella regione del Veneto. Io l'ho fatto uguale identica nel comune di Cavazzere, forse il telespettatore non lo saprà, ma questa legge è stata impugnata dalla Corte Costituzionale che l'ha dichiarata illegittima. Quindi ad oggi, se io volessi aiutare
ad esempio un anziano che vive solo nella città di Cavardere si dovrebbe mettere in graduatoria, e magari molto spesso quella graduatoria vede nei primi posti soggetti monogenitoriali con tanti figli, magari italiani ma anche non italiani, che magari sono venuti nella mia città l'anno scorso, e quindi io devo dare la casa popolare, visto che parliamo di questo, prima a quei soggetti lì rispetto all'anziano che magari ha vissuto 70 anni a Cavardere, 80 anni a Cavardere, ha permesso di ricostruire Cavardere dopo le grandi tragedie che hanno colpito la nostra città, e mi pare che quella sia stata una legge proposta da un'amministrazione di centrodestra regionale e supportata dalle varie amministrazioni locali quali la mia. Quindi la battaglia ideologica centrodestra-centrosinistra è sbagliata in partenza, anche perché ad esempio ricordo come sia stata una coalizione di centrosinistra, se ne è discusso ieri, c'era ieri su tutti i mass media principali e su tutti i giornali, i 100 e oltre 140 miliardi di euro spese per il bonus case, quindi per il 110. Io ho fatto un piccolo calcolo matematico: se quei 140 miliardi fossero stati distribuiti tra i comuni, ovviamente ci sono comuni piccoli, comuni grandi, però si fa una media matematica, ci sarebbero stati oltre 17 milioni di euro per ogni comune. Voi immaginate se un amministratore avesse la possibilità di spendere 17 milioni di euro per le case popolari o per i servizi alle persone anziane, quanto benessere ci sarebbe in tutta l'Italia, da nord a sud. Devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Sì, è vero quello che dice lei, ma è anche vero che i fondi del PNRR all'inizio erano soprattutto per il terzo settore. Vogliamo capire che c'è stata una deviazione, una curva veramente a 90 gradi, dove questi fondi sono spariti per fare delle strutture che non servivano. Noi siamo strapieni di cemento e di strutture, mancano medici, mancano insegnanti, mancano RSA, quelle che servono, mancano tutte le cose che servono. Continuiamo a parlare di mega strutture che non interessano al popolo italiano. Ponte di Messina, è stata fatta la pista da bob, terza, quarta corsia, ma vi rendete conto i problemi? Non lo dico a lei naturalmente, Sindaco, i problemi che ha il paese, un paese che basta una bomba d'acqua, che non si chiama bomba d'acqua, ma ormai siamo abituati, che va sott'acqua, fragilissimo e non si interviene. E ho gli scienziati, i ricercatori che vengono qua, Sindaco, sono disperati perché non si fa niente. L'hanno detto, non è che mettendo la goccia nell'oceano risolvi il problema. Qui bisogna investire sul territorio che è fragilissimo in tutti i sensi, non vediamo. Adesso, Sindaco, è fermo tutto, tu vai in qualsiasi ufficio, siamo in campagna elettorale, non riesci ad andare avanti. Ieri ho chiamato un medico, un presidente anche importante di medici, mi ha detto: Mirella, sono disperato, stiamo parlando di medici di famiglia. Qui se ne riparlerà fra un anno e mezzo di quello che serve. Noi siamo disperati. Capisce, Sindaco, che io l'ho invitata e la ringrazio anche per spiegare che a Cavardere va bene, ci mancherebbe che non andasse bene in qualche posto, sarebbe veramente incredibile. Però la realtà è un'altra degli addetti ai lavori che mi dicono, perché io li invito qua, Sindaco. È un paese che ha urgenza di risposte, di agire, non di parole, perché qui siamo pieni di parole, progetti, però non viene realizzato. Guardiamo, nel 2027 dobbiamo essere presenti con questo PNRR, quei fondi, i progetti ne abbiamo presentato pochissimi. Perché? Perché, Presidente Bozzo? Eppure non è che mancano ricercatori, scienziati, persone competenti. Come mai non si sono presentati i progetti, visto veramente la montagna di richieste, anche di associazioni che vengono fatte, le case, le RSA? Ma possibile che se io ho 20 sale operatorie devo fare ancora una sala operatoria per interessi di qualcuno? Parlo naturalmente in generale, mentre il mio bisogno è un altro. Capisce che hanno deviato i soldi che dovevano andare al terzo settore, ma per dare servizi al terzo settore, per fare quello che veramente serviva, pubblicità. Visto che abbiamo parlato di diversamente giovani, ieri c'è stato il funerale di questo grande uomo, di questo esule, di Antonio Zappador, un amico caro anche della Mirella. Il figlio fa parte del direttivo dei Veneti scacciati dalla crisi. Andiamo a vedere questa persona che non si smetteva mai di interessarsi, di parlare, di agire, di fare. Andiamo a vedere e anche di ascoltare. La
L'addio al professor Antonio Zappador, il padre, l'uomo di cultura, l'amante dei viaggi e grande conoscitore della lingua inglese che per anni aveva insegnato nelle scuole superiori di Treviso. Cordiale, intraprendente, creativo, sempre entusiasta nel fare, nel promuovere, nel coinvolgere. Così viene ricordato durante l'omelia. La foto dell'epigrafe dice molto della sua gioia di vivere, della sua serenità, che lo ha sostenuto fino alla bella età di 100 anni. Impossibile poi non tornare indietro nel passato alla sofferenza mai sopita per l'abbandono della sua terra, l'Istria. Ricordo che da ragazzo e giovane ha vissuto quella terribile esperienza degli esuli istriani e dalmati. Fino all'ultimo momento al professor Zappador non è mai mancato l'amore della sua famiglia, quella famiglia che aveva costruito con la moglie Lidia, scomparsa qualche anno fa, con i figli Gianni, Antonella e Gabriella. Noi figli siamo l'eredità migliore dei nostri genitori, ha detto il parroco. La nostra vita è segnata anche dalle persone che ci hanno aiutati a conoscere e ad agire. Lui è stato per molti giovani tutto questo. Vorrei dire che il Signore ce l'ha donato perché fosse un dono tra noi a Treviso. Un ultimo commovente ricordo affidato al messaggio della Dante, di cui era stato presidente onorario. Antonio non è stato solo il presidente emerito della Dante, è stato anche un esempio di dedizione, passione e amore per la vita. E poi ancora una volta l'amore profondo per la sua terra natale. Il suo cuore è sempre rimasto lì. L'Istria ha plasmato Antonio ed è vissuta nei suoi ricordi, nelle sue storie e nella sua anima. Il tuo ricordo vivrà nei nostri cuori e la tua passione per la vita continuerà a ispirarci ogni giorno. Buon viaggio. Buon viaggio a questo grande uomo che io ho conosciuto alle medie, alle Stefanini. Lui insegnava inglese, arrivava in bicicletta, vento, neve, pioggia, accompagnava gli studenti ma soprattutto li ascoltava. Io mi ricordo il rispetto che avevamo tutti, non solo le classi dove lui insegnava, tutta la scuola aveva un rispetto per questo professore molto silenzioso ma che sapeva ascoltare. E questo arrivare in bicicletta con la pioggia, noi glielo chiedevamo, dice io sto benissimo, iniziate anche a voi a fare quello che faccio io. Sapeva soprattutto ascoltare, è stato un insegnante che a mio avviso pochi come lui hanno saputo ascoltare. Io non ho mai visto una classe veramente in subbuglio, ribelle, anzi lui trasmetteva proprio questa serenità, ascoltava tutti, era una cosa meravigliosa. Un grande abbraccio a tutta la famiglia e a Gianni in particolare, che è un volontario anche dei Veneti Schiacciati. Vedete chi semina, ecco, chi sa seminare anche in famiglia poi raccoglie con i figli, questa è la verità. Allora ormai siamo in chiusura, Presidente, come ci saluta, cosa vuole dire, l'importanza? Ecco, abbiamo visto questo uomo che a 100 anni ancora voleva imparare, diceva il figlio guarda che devi portarmi in California, in California c'è un'altra figlia, il viaggio, ecco, il conoscere, la storia, prego. Ma tra i nostri anziani abbiamo molte storie importanti. Io voglio ricordare qui Luisa Tosi, che era stata presidente nostro e che giusto aveva fatto una pubblicazione intervistando tutti gli esuli dall'Istria e dalla Dalmazia abitanti a Treviso con dei racconti molto toccanti. Io vorrei chiudere con un messaggio di fiducia, perché dobbiamo essere consapevoli che il mondo cambia se qualcuno di noi decide di dare qualcosa di se stesso a questo mondo e a questa società. Non serve chiudersi, non serve lamentarsi, serve partecipare, essendo consapevoli che se ognuno di noi nel suo piccolo riesce a donare qualcosa agli altri, questo resta a tutti e migliora questa società. Grazie, veramente grazie Presidente Gianmario Bozzo, Presidente Università Popolare Hauser di Treviso. Sentiamo come ci saluta il Sindaco e prossimamente cosa ci sarà, ecco, cosa farà Sindaco a Cavargia. Adesso si apre la primavera, io dico sempre dobbiamo uscire, dobbiamo stare in allegria, ecco, imparare anche ad ascoltare le persone che vogliono dire qualcosa. Prego.
Nel nostro territorio abbiamo tantissimi eventi, quindi invito ovviamente le persone di Cavardre, ma anche quelle magari che vogliono venire a scoprire il nostro territorio, a venirci a trovare. Faremo tanti concerti, abbiamo una rassegna teatrale molto importante, una rassegna giornalistica altrettanto importante e insomma mi auguro che vengano trasferiti tantissimi fondi ai comuni e agli amministratori locali, che sono quelli che conoscono bene il territorio, conoscono le criticità e sanno sicuramente spendere meglio i soldi, perché li sanno settare per quelle che sono le esigenze della nostra comunità. Sindaco, un'ultima domanda volevo farle. Se adesso avesse di fronte a lei Giorgia Meloni, cosa chiederebbe di urgente per lei? Cos'è la cosa che vorrebbe fare subito, cioè avere la possibilità di realizzarla? Prego. Chiederei di aumentare i trasferimenti statali, soprattutto per quanto riguarda la parte corrente, quindi non la parte degli investimenti, perché la parte corrente è quella che permette di ottemperare a quelle che sono le esigenze quotidiane, e quindi chiederei maggior supporto e maggiori risorse. Alla fin fine purtroppo è sempre un gioco di vil denaro, perché con il vil denaro si riescono a garantire dei servizi, si riescono a ridurre le tariffe, si riesce ad ottimizzare quelle che sono le necessità dei nostri cittadini, e quindi senza risorse purtroppo non possiamo aumentare i servizi, e dobbiamo per forza aumentare anche il costo del servizio, e quindi maggiori risorse possono portare sicuramente a maggiori vantaggi per i nostri cittadini. E a quei sindaci, sindaco, io ne ricordo uno in particolare, il sindaco di Cologna Veneta: non parliamo di fusione, di unione, non è possibile, ognuno deve rimanere com'è. Lei cosa vuole dire a questi colleghi? 8.000 amministrazioni comunali in Italia sono troppe, ci sono comuni che hanno qualche decina di abitanti, qualche comune che ne ha centinaia, il 70% dei comuni italiani sono sotto i 5.000 abitanti. Io credo che per una maggiore fruibilità dei servizi ci debba essere una riduzione del numero dei comuni, quindi le aggregazioni e le fusioni sono necessarie. Saluto il sindaco di Cologna, che conosco anche molto bene, che è un amico, però ritengo soprattutto nei territori rurali come il nostro, star da soli sicuramente non è un vantaggio. Unire i servizi e diciamo anche la riforma degli ATS ci dà quella che può essere l'obiettivo che vuole lo Stato, quindi di creare delle maggiori aggregazioni, quindi gioco forza. Ritengo sia opportuno fare delle fusioni, sia opportuno avere anche dei finanziamenti per farli, perché nel territorio così piccolo come Cavardre ci potrebbero essere finanziamenti per 30 milioni in 15 anni, quindi 2 milioni di euro all'anno. Io con 2 milioni di euro all'anno potrei dare asili gratuiti ai cittadini, potrei dare dei servizi migliori sicuramente per gli anziani, potrei fare delle case popolari che adesso magari devo fare solo se ho dei finanziamenti ad hoc tipo quelli del PNRR, ma sicuramente una riforma degli enti locali è necessaria. La Premier Meloni aveva detto che una delle riforme necessarie era appunto quella degli enti locali dopo quella della giustizia. Aspetto fiducioso, mi auguro insomma che ci possa essere questo obiettivo da raggiungere per il bene dell'Italia e soprattutto per il bene dei nostri cittadini. Allora chiami il sindaco di Cologna Veneta, dica che gliel'ha detto la Mirella di Sveglia Veneti, perché abbiamo bisogno proprio... Il sindaco di Cologna Veneta perché non ha capito che le fusioni sono un'opportunità. Grazie a Pierfrancesco Munari, sindaco di Cavardre, è stato con noi. Ancora grazie anche appunto a Gianmario Bozzo. Grazie, pubblicità. Ciao, grazie. Devo dire che il Covid praticamente, lo dico con gioia, è sparito, non ne troviamo più. A 5 anni dall'inizio dell'incubo Covid si possono dire oramai azzerati i contagi nella Marca, dove diminuiscono anche i casi legati all'influenza stagionale che dal 15 dicembre ad oggi ha colpito 110.000 trevigiani. Nel giro di una quindicina di giorni anche questo virus dovrebbe essere definitivamente debellato. Abbiamo scavalcato, come si suol dire, scollinato, sì, oggi siamo a 170 ricoveri. Per quanto riguarda le vaccinazioni antinfluenzali, in alcune aree della provincia si è raggiunta una copertura del 60-65%, in altre come la Pedemontana e l'Asolano, e in cui storicamente la percentuale scende nettamente. E là siamo intorno al 39%, non di più, di vaccinati per l'influenza, stiamo parlando di influenza. E devo dire che c'è stata un'implementazione di ricoveri in quell'area.
Saluto veramente, dico grazie al dottor Francesco Bertola, presidente Medici per l'Ambiente, di essere con noi. Buongiorno dottor Bertola e sempre grazie di essere qui. Ecco, noi, il Covid sembra sia scomparso al momento, l'influenza ancora non c'è più il picco, ma lo stiamo superando, però quello che mi preoccupa sono i FAS. Abbiamo avuto anche queste mamme, dottor Bertola, ancora veramente in forte depressione, perché con questi tribunali, con questi giudici, con queste sentenze non è che siano tante tranquille. Eppure è un tema talmente delicato, a mio avviso se ne parla molto poco, si è iniziato a parlare grazie a queste mamme, a questi genitori che hanno creato, ecco, questo strumento importante che è la comunicazione del sapere, sapere cosa sta succedendo. Allora, come vede lei la situazione, dottor Bertola? E grazie di essere qui. Buongiorno Mirella, grazie a lei. Dunque, cosa vuole? Io naturalmente condivido questa preoccupazione delle mamme, la loro è una preoccupazione naturalmente vista da parte dei cittadini, la nostra come ISNE è una preoccupazione vista dal punto di vista medico, sanitario. Allora ci sono due cose, la prima diciamo sì, è positiva ma fino a un certo punto, cioè nel senso che si sta studiando sempre di più, per fortuna, in tutti i sensi, l'effetto che fanno i PFAS sull'ambiente, sugli animali e sulle persone, e questo è positivo. Purtroppo l'aspetto negativo è che più si studia e più si conclude, si vede che sono nocivi. E io dico sempre quando vado così a fare in giro conferenze che, per dire, la stessa Agenzia Internazionale sul Cancro nel 2016 diceva ma forse sì, non sappiamo, può darsi che siano cancerogeni. Adesso nel dicembre del 2023 ha detto no, certamente il PFOA è cancerogeno, certamente è associato... Mi manca un pezzo. Scusi dottor Bertola, prego. Sì, certamente è associato al tumore del rene e del testicolo, quindi questo non è che ci possa tranquillizzare chiaramente. Da un lato bene che ci siano sempre più studi e che si aumenti la conoscenza, dall'altro però bisogna pure incominciare a fare qualche cosa, cioè non si può soltanto dire sì però effettivamente sono dannosi, vabbè adesso cosa facciamo? Il problema è che abbiamo sentito anche il presidente Trump con le dichiarazioni che ha fatto che non siamo sicuramente tranquilli, dottor Bertola, perché è un problema che riguarda tutto il mondo dei PFAS, non è che riguardi solo noi, ma c'è poca attenzione proprio nei grandi della terra che non riescono a capire l'importanza delle vostre parole. Prego, dottor Bertola. No, sì, non credo che stia a me adesso a commentare la posizione. Ma se non come medico ma come persona, perché veramente siamo allibiti di quello che sentiamo. Prego. Sì, ecco, oltre che allibiti dopo sarebbe anche un passaggio successivo, ma comunque diciamo che noi possiamo chiaramente far poco per questo, possiamo fare di più per la nostra nazione, per l'Italia, per la nostra regione, il Veneto. Mi è piaciuto molto, ero collegato 5 minuti fa, 10 minuti fa, quello che ha detto il presidente dell'Università Popolare, Hauser, mi pare. Ha detto giustamente, condivido, e spero che per tutti sia così, che bisogna che ognuno di noi faccia qualche cosa e che lasci un po', chiaramente, non dico un segno, ma insomma lasci qualche cosa di sé, della sua persona, del suo modo di vedere le cose, sperando che naturalmente questo che lasci sia a favore della gente. Ecco dove c'è la diversità con Trump. Non mi sembra, mi sbaglierò, ma non mi sembra che il suo operato sia a favore di tutti, ecco. Mentre chiaramente tanto più sei utile, quanto più quello che fai ne beneficia tutta la popolazione, non solo alcuni. Questo perlomeno è il mio pensiero, insomma.
La ringrazio, dottor Bertola, veramente grazie. Io sono come me, anche questi genitori, queste mamme, sono molto preoccupata perché oltre a non vedere quell'attenzione che dovrebbe esserci, gli investimenti su questo, vedo anche delle leggi che purtroppo continuano, invece di aiutare, di sostenere queste famiglie, che le rendono ancora più depresse, perché di giustizia mi sembra che non se ne parli proprio. Saluto anche, dico grazie di essere con noi a Fabio Tullio, Presidente Lega Ambiente di Treviso. Buongiorno Tullio, grazie di essere qui anche lei. Come vede abbiamo anche il dottor Bertola, Presidente appunto di Medici per l'Ambiente. Ecco, io ho detto al dottor Bertola che sono molto preoccupata, ho sentito le mamme No Fas preoccupate anche loro, queste sentenze che lasciano con le spalle al muro. Ecco, si fa fatica a colpire le potenze, i grandi, ecco, molto si fa sui fragili, è facile colpire il fragile, ma colpire il potente, specialmente qui in Italia, non se ne parla proprio. Vediamo anche l'evasione fiscale, tanto per citarne un'altra. Ecco, anche voi state cercando di far capire invece l'importanza dell'ambiente. I giovani soprattutto sono quelli che manifestano, che fanno capire il loro dissenso e la loro preoccupazione per il loro futuro. Ecco, come vede lei la situazione, Presidente Tullio? Intanto grazie Mirella e buongiorno anche ai rappresentanti di ISDE, con cui collaboriamo attivamente su alcune istanze, ecco, del territorio. Ci stiamo preoccupando non solo di acqua ma anche di aria e di suolo, cioè tutte le matrici ai noi che ci permettono poi la vita sono minacciate da probabilmente anche una poca consapevolezza dei servizi, dei benefici ovviamente che il contesto in cui viviamo e quindi gli elementi naturali ci portano, ecco, proprio e permettono la nostra esistenza su questo pianeta, ecco. Il coinvolgimento della cittadinanza, come abbiamo visto anche con l'esperienza delle mamme No Fas, ma mi vengono anche in mente che anche questa è un percorso condiviso anche con ISDE stessa, le mamme Stop Pesticidi, tutta l'area legata alla zona di Valdobbiadene. Più coinvolgiamo le persone, quindi noi siamo prima di essere parte di associazioni, siamo cittadine e cittadini, e questo è un passaggio chiave perché ci permette di ragionare su un'orizzontalità, no? E quindi dire siamo prima di tutto abitanti di un territorio, quindi poi ci decidiamo di unirci in associazione per poi rappresentare anche una parte di questi cittadini rispetto anche alle istituzioni, no? Quindi dalle amministrazioni comunali e tutti gli altri enti. Questo lo sottolineo sempre perché altrimenti sembra che le associazioni siano un qualcosa di altro, no? Un'istituzione pagata da chissà chi. In realtà siamo tutti volontari con delle competenze diversificate, e questo ci permette di fare cosa? Di coinvolgere appunto la cittadinanza, sensibilizzarla con vari approcci, varie metodologie. Rispetto ai ragazzi, ad esempio, facciamo tantissima educazione ambientale. È partita ieri l'attività in uno dei licei di Treviso che coinvolge tutte le 13 prime e diciamo per un approfondimento sul tema ecosistema fluviale, e quindi i ragazzi e le ragazze avranno la possibilità prima di tutto di fare un approfondimento teorico legato appunto alle connessioni, no? A cosa significa ecosistema, quali sono gli elementi che compongono questo ecosistema in cui ci siamo anche noi, ovviamente esseri umani, ma soprattutto hanno la possibilità di uscire in ambiente in canoa canadese e esplorare e scoprire con i propri occhi cosa significa, quali sono i valori e disvalori, quali sono gli elementi di pregio e quali sono anche gli elementi, gli elementi di criticità che minacciano ad esempio l'ecosistema fluviale del fiume Sile, delle risorgive, eccetera. E da questo poi, diciamo, da questa esperienza emergerà anche un altro aspetto, che è quello della citizen science, quindi è un approccio di studio
di indagine, di analisi delle acque, ad esempio, utilizzando dei veri e propri kit che vengono utilizzati anche in laboratorio. E come rispondono questi bambini, questi ragazzi, i loro insegnanti? Perché è una squadra che si muove. Però prima di rispondere sentiamo Leone da Trebaselle, che sennò mi cade la linea, poi ritorniamo. Tullio, prego Leone. Ciao Milena, grazie, saluto io. Allora, tu mi l'hai mandato in onda la settimana scorsa, a settembre, il risultato di questa ricerca sui PFAS. Il risultato è alquanto devastante. Questa notizia non l'ho sentita da nessun giornale, da nessuna televisione, non è stata nelle prime pagine di nessun giornale. Questo è il vero problema di questo paese, che non siamo informati, che c'è un'informazione di omertà. Qui non c'è libertà di stampa, qui c'è omertà di stampa, perché una notizia così doveva essere pubblicata su tutti i giornali, in prima pagina, su tutti i telegiornali, e invece tu sei stata l'unica che è venuta fuori a dirci esattamente cosa fai nel nostro organismo. Allora vogliamo fare qualcosa, cioè questo giornalismo è qui per proteggere noi, non per proteggere se stesso. Questo giornalismo ci deve aiutare. Allora hanno fatto vedere Portoferraio, è venuto un'alluvione. Perché sono andati sott'acqua? Perché le idrovore non hanno funzionato. Io vorrei sapere perché le idrovore non hanno funzionato. Poi hanno detto non è neanche la prima volta che non funzionano. Tu non hai sentito nessun giornale che riprenda la notizia. Qui noi non abbiamo saputo più niente. Io voglio sapere perché Portoferraio è andato sott'acqua. Non me ne frega niente di quello che ha detto Salvini, quello che ha detto la Meloni, quello che ha detto Renzi. Ogni giorno questi telegiornali, questo ha detto così, e si mangiano i telegiornali e le informazioni importanti non ce ne dicono. Ciao Milena, grazie. Grazie a te Leone, grazie anche per il supporto che mi dai. Io cerco di mettere al fuoco quelle che sono veramente le preoccupazioni, i temi importanti di cui discutere con voi. Allora terminiamo con Tullio, poi andiamo dal dottor Francesco Bertola. Prego Tullio. Sì, interessante anche quanto riportava il signore poco fa, ecco, c'è un tema anche legato all'informazione, alla corretta informazione e ai canali anche dove potersi informare, quindi canali intendo proprio non solo la televisione ma anche i quotidiani e l'online in questo momento. Ecco, ha anche grande spazio, bisogna saperlo utilizzare bene. Ritornando un po' a quanto dicevamo prima, la risposta delle persone in generale, quindi sia all'interno dell'ambito scolastico che poi durante le passeggiate che organizziamo, l'ultima che è stata in occasione della giornata delle zone umide, la risposta è di grande interesse, cioè c'è una grande dimostrazione di interesse e di sorpresa anche di alcune scoperte fatte, no, di un territorio, le risorgive della Botteniga, del fiume Botteniga, che è l'affluente, ad esempio, uno degli affluenti del fiume Sile, che scorre all'interno di Treviso, quindi il fatto di poter far vedere alle persone, avrei anche qualche foto molto interessante dei macroinvertebrati e soprattutto della scoperta di una specie di pesce tutelata dalla direttiva Habitat, dalle direttive europee, e ci sorprende sempre appunto che aree come quella delle risorgive della Botteniga non siano tutelate adeguatamente, non rientrano in un ambito di tutela. Perché dico questo? Quando c'è la sorpresa nel trovare una specie del genere in un ambiente molto antropizzato, perché è molto diciamo pressato dall'urbanizzazione, le persone a riscoprire la meraviglia della natura e quanto questa natura sia comunque decisamente connessa con la nostra esistenza, la nostra presenza nel territorio, e quanto questo ci permette di ricostruire quella relazione di cui è
all'interno di un ambiente di cui facciamo parte, pensiamo sempre che occuparsi di ambiente sia occuparsi di qualcosa di esterno da noi, ma è occuparsi di noi. La risposta è incredibile. I ragazzi facendo i kit come se fossero dei veri e propri scienziati, e scoprono ad esempio cosa sono i nitrati, i fosfati, l'ammoniaca, come questo influisce sugli ecosistemi, quindi la vegetazione, ma anche la salute umana, è pazzesco. E in più, do un altro dato: quando facciamo costruire loro le centraline, ovviamente non come quelle di ARPAV, ma con ARPAV, facendo i confronti ovviamente con i livelli di inquinamento certificati di ARPAV rispetto alle nostre centraline autocostruite, che hanno proprio l'utilità di far capire com'è che si misura, qual è la qualità dell'aria attorno a noi, ecco, i ragazzi sono di una propositività e di una anche creatività nel ritrovare delle soluzioni, delle proposte incredibile, e questo ci fa ben sperare, insomma, quando Pertini diceva che appunto alle volte bisogna saper lottare oltre che senza paura, anche senza speranza. Fortunatamente in questo caso avere a che fare con i ragazzi che vengono sempre stigmatizzati e sempre fatti anche dalle informazioni recentemente, no? Come etichettati come sempre fonte di disagio, in realtà vediamo che non gli intriga niente. Invece ho voluto Fabio Tullio questa mattina per far capire che questo invece è il mondo che noi non conosciamo, fatto di giovani che si interessano, che si rimboccano le maniche, ecco, che mettono le mani, ecco, nel vero senso della parola, per capire cosa succede nell'ambiente. Dottor Bertola, cosa dice a Fabio Tullio? Ecco, questo futuro che con questi ragazzi, io sono dell'idea che dobbiamo essere anche speranzosi, però dobbiamo ascoltarli, dobbiamo intrigarli, dobbiamo fargli capire che l'educazione civica si può fare anche con queste associazioni, portarli anche fuori dalle scuole. Prego, dottor Bertola. Sì, molto interessante quello che diceva Fabio. Nel senso di portare fuori i ragazzi dalla scuola, questo è molto interessante. Noi qua nel nostro territorio abbiamo, sì, per fortuna c'è una dirigente scolastica in pensione, e da 4-5 anni, 6 anni siamo presenti nelle scuole, negli istituti che ci dedicano 1 o 2 giornate, incontriamo gli studenti proprio specificatamente sui PFAS. Portarli fuori però sarebbe ancora più interessante, non c'è dubbio, e dare qualche cosa da fare, dopo bisognerà vedere. Noi andiamo usualmente nelle superiori, quindi già fanno qualche cosa, ma sicuramente è un approccio interessante, sicuramente. Torno un attimo sull'informazione, perché l'informazione, Mirella, allora lei la sa meglio di me, naturalmente, dato il lavoro che fa. È una questione, come tutto, io penso, di equilibrio. Allora, i giornali ne parlano poco, le TV ne parlano poco, sì, è anche vero. C'è da dire che il TG3, ad esempio, sui PFAS ha fatto più di qualche servizio, troppo poco per quello che servirebbe, certo. Le notizie sui PFAS non sono in prima pagina, certo, però insomma anche perfino il giornale di Vicenza ogni tanto ne parla. Cioè, quanto ne parlano i giornalisti, secondo me, dico la mia opinione, è anche frutto di quanto noi ci diamo da fare, nel senso che se noi restiamo chiusi nelle nostre associazioni, dico una cosa banale, è un conto. Se invece mettiamo la nostra passione, intanto la nostra competenza, perché quella è naturalmente imprescindibile, a servizio dell'informazione, può darsi che l'informazione migliori. Torniamo a quel discorso ottimo che ha fatto il presidente dell'università prima: dobbiamo darci da fare anche noi e cercare di fare in modo che i giornali ne parlino. Da questo punto di vista, come su tanti altri, le mamme realmente sono un esempio, loro cercano di parlare con tutti, sono andati a Roma, a Bruxelles, vanno a Venezia, cioè cercano sempre comunque di parlare con tutti, perché di questa cosa se ne parli. Allora andiamo a vedere proprio, andiamo ad Arzignano, questi PFAS, così poi commentiamo, andiamo a vedere.
È acqua senza PFAS, quella che esce dal centro idrico di Canove di Arzignano, dove qualche settimana fa sono entrati in funzione i filtri a carboni attivi anti-PFAS e le analisi effettuate nei giorni scorsi in diversi luoghi di prelievo comunali confermano l'abbattimento della presenza di microinquinanti, l'assenza di sostanze perfluoroalchiliche nella rete. La notizia buona è che i filtri sono partiti ancora una ventina di giorni fa, diciamo, e abbiamo chiesto delle analisi approfondite. Tra l'altro ho chiesto delle analisi non solo all'uscita dell'impianto ma anche sparse in città. Dai dati che abbiamo le analisi sono positive, quindi sono stati abbattuti i FAS. Risultati delle analisi eseguite che confermano l'efficacia dei filtri a carbone attivo installati presso il centro idrico Canove, spiega il Primo Cittadino, un progetto del valore di quasi 10 milioni di euro che oggi fornisce acqua pulita al 78% dell'acquedotto di Arzignano. Il 20% del territorio che non è ancora coperto, diciamo, verranno installati ulteriori filtri a carboni attivi e quindi entro l'anno sistemeremo tutta la nostra città. Notte di protesta delle mamme no PFAS, associazioni ambientaliste e sindacati che da ieri hanno piazzato le tende davanti al Tribunale di Vicenza, dove il processo Miteni è alle battute finali. Che cosa vi ha portato a passare la notte? Noi crediamo nella giustizia e che vorremmo che fosse un esempio perché quello che è successo in Veneto non succeda mai più. Un esempio perché non si ripeta. Con questo spirito hanno voluto lanciare un segnale, un messaggio deciso alla vigilia della conclusione del processo, primo in Europa che sta andando a sentenza in tema di sversamenti PFAS, e così insieme alle realtà del territorio hanno fatto sentire la loro voce e le loro ragioni, presidiando per 24 ore il piazzale del Tribunale, tornando a chiedere sia fatta giustizia. Il messaggio è quello che noi chiediamo giustizia, siamo nella fase finale del processo, nella fase dove sarà emesso un giudizio e quindi noi vogliamo avere giustizia finalmente. Sul tema bonifica? Sul tema bonifica aspettiamo e la chiediamo ancora con forza perché bisogna eliminare alla base ciò che è l'inquinamento che continua a persistere purtroppo. Queste sostanze non devono essere nell'ambiente, devono essere tolte dal mercato e tolte dalla produzione. Non c'è un limite che ci possa preservare la salute di queste sostanze qua. È importante tenere alta l'attenzione perché sia tutti quanti, è un problema che è invisibile, però deve essere sentito da tutti quanti. 121 anni e 6 mesi di reclusione in totale, 9 condanne con pene dai 4 ai 17 anni e mezzo, 6 le assoluzioni. È quanto chiesto dal pubblico ministero nei confronti dei 15 imputati, tra loro ex manager e amministratori che si sono succeduti negli anni ai vertici della società per il processo Miteni, azienda di Trissino, per la contaminazione da PFAS. I reati contestati a vario titolo andrebbero da avvelenamento delle acque a disastro ambientale innominato alla gestione dei rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale, ai reati fallimentari. Le condanne richieste sono molto pesanti, ma d'altronde sono commisurate all'entità dei reati che sono stati imputati, quindi non siamo stupiti di questo. E abbiamo preso atto che ci sono anche delle richieste di assoluzioni, adesso ovviamente noi dovremo prenderci il nostro tempo per valutare se accodarci a questa conclusione oppure sostenere conclusioni diverse, però insomma possiamo dire di essere soddisfatti. Insomma, è il risultato di un lungo lavoro delle parti civili, del pubblico ministero, di chi ha condotto le indagini, della polizia giudiziaria, dei carabinieri del NOE, quindi insomma direi che siamo giunti a questo risultato grazie al lavoro di moltissime persone. Non è ancora finita però. Processo che dura da circa 4 anni, in cui si sono susseguite oltre 130 udienze con decine di testimoni e consulenti. Oggi la requisitoria dei pubblici ministeri. Dalla prossima settimana inizieranno le arringhe degli avvocati delle parti civili. Sarà la volta poi delle arringhe degli avvocati degli imputati. Sentenza attesa per primavera inoltrata. Processo seguito passo dopo passo da associazioni, sindacati, vari soggetti del territorio interessati dalle tematiche di salute e ambiente. Noi abbiamo fiducia nella sentenza giusta che sia fatta secondo la legge e secondo le prove, e che poi colleghi anche la scienza, il cuore e l'agire, perché se non mettiamo la scienza, il sapere, quindi le prove, ma anche la legge,
che c'è, che non ci si metta la mano sulla coscienza e che ci sia una prova concreta di questo, non avremo una vera giustizia. Per noi è importante perché vuol dire sì, le aziende sono libere, però non devono dimenticare il valore che hanno per una società, non dobbiamo sempre decidere il lavoro o la salute, le due cose devono andare assieme per noi e anche per le generazioni future. Tanto un abbraccio a tutte queste mamme, a tutti questi genitori, a questo comitato veramente importante che stanno cercando veramente di avere, dopo tante richieste, giustizia, ma io non lo so, vedremo. Lei cosa si aspetta, dottor Bertola, visto che ci sono prove, esami, ecco, è una realtà che si conosce, ecco, queste falde inquinate ci sono, ecco, e di qua non ne andiamo fuori, non sappiamo neppure cosa mangiamo, sì, ho capito le zone rosse, ma i prodotti arrivano dappertutto. Prego, dottor Bertola. Sì, intanto sono stato contento, mi è piaciuto molto l'intervista, sentire le mamme. Bisognerebbe veramente che un po' quello che dico sempre, che un po' tutta la popolazione prendesse esempio da loro, cioè diventasse quello che noi diciamo cittadinanza attiva, perché i problemi si risolvono così. Finché noi pensiamo che i problemi ce li risolva la mano che viene dal cielo, non ce li terremo sempre i problemi. Bisogna che cominciamo a pensare, ad essere convinti che la soluzione dei problemi dipende anche da quanto ci impegniamo noi. C'è poco da fare, questa è la realtà. Io spero che naturalmente, come tutti, che il processo si concluda, porti naturalmente a una condanna, ma non per odio verso qualcuno, ma perché è stato ben detto, insomma, bisogna dare un esempio, bisogna che che la gente, soprattutto sia il mondo imprenditoriale sia le amministrazioni, comincino a capire che inquinare è un reato, ed è un reato perché tu fai del male alla gente. Questo deve entrare nella testa di tutti, non che non lo sappiano, parlo del mondo imprenditoriale. Purtroppo c'è il mondo imprenditoriale che segue le leggi e che fa tutto come deve essere fatto. Evidentemente, soprattutto negli anni passati, c'è stata una parte del mondo imprenditoriale che così non ha fatto. E non c'erano le leggi, non c'era questo, non c'era quello, però insomma credo che sversare liberamente nella falda non mi pare una grande trovata, ecco. E dall'altro lato quello che abbiamo capito, e quello dipende da noi, è fare pressione sulle amministrazioni perché le amministrazioni controllino quello che fanno tutte le persone che hanno un'attività, che producono qualche cosa e che quindi producono anche rifiuti, vanno controllati. E se non ci sono le leggi, ancora una volta dipende da noi fare pressione, perché alla fin fine i parlamentari mi sembra che li eleggiamo noi, e quindi fare pressione su quelle persone che noi eleggiamo, perché qua non è neanche tanta questione di destra e sinistra, è questione di ambiente, perché tutti si prendano cura di un ambiente e la nostra salute. Senta, dottor Bertola, voi state facendo questi test sui ragazzi, come ha spiegato prima. Quando si potrà avere una statistica, un qualcosa dei numeri che facciano anche riflettere la politica? Perché la politica ha sempre bisogno di numeri molto alti per iniziare a fare qualcosa. Ecco, cosa state vedendo voi? Com'è la situazione? Sì, allora, il nostro studio è terminato nel novembre del 2023. Abbiamo arruolato 1000 ragazzi ed è un ottimo numero, nel senso che finora c'è soltanto uno studio danese e noi che abbiamo numeri sui 1000. Tutti gli altri studi in tutto il panorama internazionale, studi epidemiologici condotti sulle persone, hanno tutti i numeri più bassi, ma si sta capendo sempre di più, dico una cosa banale proprio, perché tutti gli epidemiologi lo sanno molto meglio di me, che se tu vuoi avere
se tu vuoi avere delle conclusioni abbastanza certe devi studiare tante persone, non puoi studiarne poche. Adesso abbiamo fatto, e devo sempre ringraziare tantissimo il professor Bigeri dell'Università di Padova, che salutiamo anche, che è un epidemiologo, e grazie al suo aiuto, che è importantissimo, fra pochi giorni dovrebbe uscire intanto una prima pubblicazione in lingua italiana, ed è stato proprio il professore, ha fatto bene a volerla in lingua italiana, la rivista Epidemiologia e Prevenzione, che è preliminare, tutto quello che si vuole, ma serve proprio per far conoscere la cosa. Quello che ci sembra di capire, e d'altra parte è in linea con quello che dicono anche gli studi internazionali, è che non è tanto i PFAS che hai oggi che ti fanno capire tu come stai, ma la tua storia, cioè per quanto tempo hai vissuto in una zona inquinata dai PFAS, quello è il determinante della tua salute. E il risultato che siete arrivati con questo test, questi ragazzi, qual è, dottor Bertola? Questo che le stavo dicendo, cioè è soltanto un'analisi preliminare, ma non è per questo tipo di esito sanitario che noi stiamo studiando, cioè la salute riproduttiva maschile, perché noi stiamo studiando la salute riproduttiva maschile, non è tanto importante quello che hai oggi, 20 febbraio 2025, nel sangue, perché i valori che hai oggi dipendono da tante cose. Dipende quando eri ragazzo, quando eri adolescente, quando eri un feto nella pancia della mamma, dipende allora come e quanto sei venuto a contatto con i PFAS, perché il sistema riproduttivo non si forma a 30 anni, incomincia a formarsi quando sei ancora un feto, quando sei un piccolino nella pancia della mamma, già il sistema riproduttivo maschile, secondo, terzo, quarto mese, comincia a formarsi. Chiaramente se la mamma viene a contatto con i PFAS perché beve acqua inquinata, i PFAS, come tutti sanno, passa alla placenta e quindi vengono a contatto col feto. In più, quando nasci, se la mamma ti allatta, ottima cosa l'allattamento materno, ottima cosa. Ma i PFAS purtroppo passano anche nel latte di tutti i mammiferi, non solo delle donne, delle mucche, di tutti, e quindi il neonato che è ancora lì piccolo, che si deve costruire il suo sistema riproduttivo, viene a contatto con queste sostanze che distruggono, che interferiscono con il sistema endocrino, e quindi ha molti più danni che se io vengo a contatto che ne ho 30. È lo stesso discorso delle sigarette, insomma. Le sigarette fanno bene o fanno male alla fertilità maschile? Beh, bene non fanno, ma è molto molto peggio per la fertilità del maschio se a fumare era la mamma finché tu eri dentro la sua pancia. Più chiaro di così? Avete seguito bene le parole, avete ascoltato bene quello che ha detto il professor Francesco Bertola. Guardate che è importante ascoltare quello che dicono queste persone competenti, esperte che fanno questi studi. Abbiamo Antonio da Campomolino. Ciao Antonio. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo, sì, mi scusa, io le telefono qualche volta a lei perché è l'unica persona che c'è il numero, si può telefonare e ti rispondono, perché le altre trasmissioni non risponde mai nessuno, capisci? Allora mi sembra, li telefono sempre a lei e mi dispiace anche per disturbarla, però volevo dire, questi sono sempre i problemi con questi furti nei case, questa gente. Questi, io telefono delle volte, ho telefonato diverse volte ai carabinieri così, e qui tu telefoni dopo un'ora, 2, 3, non viene mai nessuno qua, non si sposta nessuno, capisci? Vuol dire? Siamo un po' persi qua, sì, ho capito che ce ne sono pochi in giro, ma insomma, magari se non aumentano gli stipendi a sti caramba, magari qualcuno, sì, qualche giovane vuole anche lui fare il carabiniere o poliziotto, insomma, questo basta. È inutile che io vivo qua, devo mettermi inferriata alle finestre, alle porte, mi pare di vivere come
una prigione, capisci? Allora, solo quello voglio dire, lei che è una persona per la quale, insomma, le dica al signor Zaia che trova un sistema, insomma. Ecco, solo quello. Mi scusi del disturbo. No, non dovete scusarvi, lo faccio per voi la trasmissione, ci mancherebbe Antonio, hai fatto bene, ho sentito anche proprio ieri Porto Tolle, stesso problema tuo, siamo dimenticati dal mondo, nessuno sa che esistiamo, siamo completamente invisibili. Capite quello che dico ai sindaci tutte le mattine? È storia vera perché sono le telefonate, perché è proprio così, non c'è niente da fare. Io vedo perché vado a trovare queste persone, vado in questi territori e c'è l'abbandono totale di queste figure diversamente giovani specialmente. Allora sentiamo anche Fabio Tullio come commenta le parole del dottor Bertola, ma soprattutto come vede la situazione, ecco, perché come giustamente dice lei bisogna iniziare a fare prevenzione con i bambini, con i ragazzi, per arrivare a dei percorsi anche molto importanti per loro. Bisogna iniziare da piccoli, ma siamo in pochi che ci muoviamo, caro Tullio, anche perché io anzi vi invito anche Lega Ambiente, il 13 di aprile faremo una grande manifestazione da Treviso a Silea sui 2 comuni. La richiesta è stata fatta dai familiari italiani vittime della strada con la Presidente Cassaniti che ha fatto la richiesta di occupare il suolo pubblico di questi 2 comuni, tutto lungo la Restera, perciò lungo il Sile. Ecco, tante associazioni, siamo già in 40 associazioni, proprio per far capire che dobbiamo unirci, dobbiamo fare squadra e dobbiamo capire che dobbiamo smetterla con i campanili. Io faccio ma tu non ci sei, io so che io non conosco quello che fai, perciò dobbiamo unire le forze, uno per tutti, tutti per uno, se vogliamo andare avanti e lasciare anche un segno molto visibile che siamo uniti. Cosa ne pensi, Fabio Tullio? Ma è fondamentale sicuramente, questo è una parte della soluzione, cioè il fatto di ritornare ad essere comunità. La comunità è questo, è relazioni, ognuno sapendo, siamo esattamente, la riporto un attimo sull'immagine di sistemi che noi prendiamo dalla natura. Noi siamo esattamente come un bosco. Il bosco è composto da tante specie diverse, da alto fusto, medio fusto, basso fusto e tutta la parte di sottobosco, la parte erbosa, eccetera, e di conseguenza ognuno di noi deve riconoscersi, no? Ognuno ha il proprio ruolo e non possiamo vivere da soli. Quindi ogni associazione ha un pezzettino. L'esempio, ce l'abbiamo qua nel Trevigiano, abbiamo costituito un collettivo che si chiama Grande Raccordo Ambientale, all'interno del quale appunto c'è sia Lega Ambiente ma anche FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ma c'è WWF, c'è Slow Food, ci sono tante associazioni, ecco, appunto per cercare di portare a dialogare, al confronto, quel confronto che sempre di più risulta essere difficile, no? Perché un po' l'abbiamo visto, lo diceva prima il dottor Bertola, è fondamentale riuscire a interloquire con gli enti, con anche i privati, no? Quindi la sentenza speriamo possa essere un esempio, e parlava proprio, condivido pienamente quanto esplicitava prima, non è per crocifiggere i manager che hanno sbagliato, è soprattutto dare un segnale per cercare che non si ripresenti più un problema del genere, che ha un impatto, abbiamo capito, essere veramente molto importante. E la cosa che un po' mi spaventa è che non è un caso isolato. Noi abbiamo, con la campagna Operazione Fiumi che portiamo avanti con gli altri circoli di Lega Ambiente del Veneto, abbiamo visto per Giorgio Boscagin il video, ad esempio, con cui appunto diciamo che per la nostra associazione è il tramite
il collegamento con tutte le altre associazioni del territorio del Vicentino sul tema PFAS, abbiamo riscontrato che ad esempio nel Sile c'è una presenza di PFAS già a partire da Sant'Angelo, quindi già a monte della città. La nostra preoccupazione negli anni scorsi rispetto ad esempio all'impatto sulla falda, la falda acquifera è la falda da cui viene attinta l'acqua che arriva poi dentro casa nostra dal rubinetto, no? E la preoccupazione è enorme, perché autorizzare, ad esempio, come nel caso di Cava Morganella, l'approfondimento, l'estrazione di materiale a una profondità sostanzialmente che arriverebbe alla falda più profonda, vuol dire, equivale a dire mi apro qui una ferita, un taglio, e non la curo, la lascio lì. È ovvio che quella ferita si arriva poi ovviamente a una parte di sistema sanguigno, insomma, sarà esposta a una possibile infiammazione, no? E potrebbe anche aggravarsi la questione se non la curo. E il tema che stiamo ormai svendendo un po', mi viene da dire questo, il territorio, senza capire che poi stiamo danneggiando noi stessi. Quindi dobbiamo chiedere alla politica, alla politica intesa, alla parte agli amministratori dei nostri territori, di applicare anche il principio di precauzione, e quindi dire forse c'è un rischio, e siamo già in una situazione per cui l'aria, siamo tra le peggiori in Europa come livello di inquinamento. Allora ti fermo un secondo, Fabio Tullio, perché devo correre, andiamo a vedere proprio questo report Aria Lega Ambiente, poi continuiamo. Certo. Noi stiamo lavorando per migliorare questa qualità dell'aria, che c'è da dire che anno dopo anno in tendenza è in miglioramento sicuramente, però ancora non sono i parametri che ci soddisfano. I dati a cui fa riferimento il vice sindaco Manera sono quelli contenuti nel report Malaria di Lega Ambiente, riferiti alla qualità dell'aria in 107 capoluoghi di provincia italiani nel 2024. Treviso nella classifica si colloca al 12° posto per inquinamento da PM10, con una media annuale di 28,9 microgrammi per metro cubo, numeri che di certo non promuovono il capoluogo della Marca, nonostante, come ha spiegato il vice sindaco, vi sia un lento e costante miglioramento. Nel 2023 infatti la media era di 30 microgrammi per metro cubo, l'anno precedente 32. Segnali probabilmente di un'inversione di tendenza, come dimostrerebbe anche il numero di sforamenti registrati nell'arco dei 12 mesi, in leggera diminuzione. Nel 2024 sono stati 53 in via Lancieri e 46 in strada Sant'Agnese, qui nel 2023 erano stati 63. Sarà necessaria una riduzione del 31% per attestarsi sotto i limiti massimi proposti dalla nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria, che entreranno in vigore dal 2030. Non va meglio sul fronte del biossido di azoto, dove Treviso occupa la 21ª posizione con una concentrazione di 25,1 microgrammi per metro cubo, dato pressoché invariato rispetto agli anni precedenti. Stiamo lavorando, sottolinea Manera, per migliorare in modo significativo questi parametri, ma serve tempo per vedere i risultati effettivi delle politiche messe in atto. È soprattutto il lavoro che stiamo facendo che premierà in futuro, perché l'ambiente non si cambia da un giorno all'altro e purtroppo nella pianura padana per tanti anni non si è fatto praticamente nulla. Il Comune di Treviso si sta muovendo in diverse direzioni. Lo scorso anno il primo cittadino Mario Conte ha sottoscritto con i colleghi di Milano, Bologna, Torino e Venezia il patto dei sindaci per una pianura padana che respiri, ma molteplici sono anche le iniziative messe in piedi da Cassugana, come il piano Caldaie, con un investimento negli ultimi anni di 1.600.000 euro, gli interventi sulla mobilità o quelli di forestazione urbana. Sicuramente l'utilizzo della bicicletta, l'utilizzo del mezzo pubblico, il car sharing, sono tutte azioni che migliorano, però io continuo a rimanere dell'idea che la piantumazione di molti alberi è la soluzione al male dell'aria che abbiamo. Un tema particolarmente sentito, quello della qualità dell'aria tra i trevigiani, come dimostra la contestazione da parte di un cittadino nei confronti del sindaco Conte domenica in occasione dell'apertura dell'anno Green Leaf, riconoscimento per la città che non deve essere visto in contrasto con le classifiche di Lega Ambiente. Che il Green Leaf è un riconoscimento per le politiche che tu stai portando avanti. Certo, i risultati magari ci vorrà un po' che avvengano in maniera così importante, perché cambiare la qualità dell'aria non avviene da un giorno all'altro. Però se l'Unione Europea nel suo complesso ci ha premiato e ci prende come esempio, vuol dire che abbiamo fatto molto bene. Abbiamo in linea Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, questa ditta Miteni di questi PFAS
Meno male che ci sono riusciti con questi filtri i nostri tecnici di rimediare al disastro per la popolazione, ma specialmente per i nostri bambini, che hanno creato problemi, Mirella, anche lunghissimi per la loro salute, sperando che studiando ci sia un rimedio anche per loro, insomma, e obbligare la Miteni a prendere a carico tutte le spese, non che come al solito a carico dei cittadini. È troppo comodo, perché spendiamo noi i loro sbagli. Questo voglio dire, vi ringrazio. Grazie Giusy. Allora, dottor Bertola, come commenta sia le parole di Fabio Tullio sia il servizio che abbiamo visto, tante cose, però alla fine l'inquinamento regna sovrano. Io non so quanto rendano queste giornate ecologiche, perché veramente c'è un inquinamento, specialmente qua nella pianura padana, che è terribile. Certo. Prego, dottor Bertola, prego. Mi soffermo solo sui PFAS. Certo che l'inquinamento da polveri sottili meriterebbe tantissimo tempo, ma comunque mi è piaciuto molto il servizio che avete fatto ad Arzignano e bisogna complimentarsi con la sindaca che conosciamo, ma guarda caso lei ha messo i filtri, guarda caso, ma ci ha ospitato tante volte, abbiamo fatto tante serate. È sempre in ascolto. Ad Arzignano c'è un'associazione che si dedica tantissimo, si chiama CILSA, di cittadini attivi, quindi anche lì non è un caso come mai Arzignano ha messo i filtri ed altri comuni che sicuramente non avevano un'acqua meno sporca di Arzignano non li hanno messi. Perché anche, e facciamo questo discorso qua sui primi cittadini, che è importantissimo. Noi, dico solo una cosa, con il nostro studio, ed è questo che ho capito l'importanza dei sindaci, guardate, abbiamo arruolato di più laddove abbiamo avuto la collaborazione dei sindaci. Dove i sindaci non hanno collaborato abbiamo arruolato pochissimo. In un comune di Lonigo ho capito che è uno dei più inquinati da PFAS, dove l'amministrazione ci ha aiutato tantissimo in tanti modi, abbiamo arruolato 300 ragazzi, non uno, 300. Cioè voglio dire, il sindaco può fare, e mi riferisco a quello che è il sindaco di Cavarzere che avete intervistato prima, lui giustamente parlava di finanziamenti perché c'ha ragione, se non hai soldi è difficile fare qualcosa, ma comunque è importantissimo che noi cittadini, perché alla fin fine, ritorniamo al discorso di prima, il sindaco lo eleggiamo noi, fino a prova contraria, rimaniamo poi in contatto, non ho fatto il mio dovere perché ho messo la crocetta, adesso vado allo stadio a vedere la partita, allora ci berremo i PFAS e allora respireremo le polveri. Ho messo la crocetta sul sindaco e da domani controllo quello che questa amministrazione che io ho eletto fa. Io parlo per l'ambiente, ma parliamo del traffico, parliamo di furti in casa, parliamo di quello che volete. Ho eletto questa amministrazione, vado quando fanno il consiglio comunale a vedere cosa dicono, cosa fanno, cosa discutono e faccio sentire la mia voce, non di singolo cittadino che ha il valore che ha, ma come associazione. Se mi occupo dell'ambiente vado a far sentire la mia voce come associazione ambientalista, dico per dire, se sono un commerciante ci andrò con le associazioni dei commercianti, cioè voglio dire, la cittadinanza attiva, chiaramente io la guardo dal punto di vista ambientale, ma è una cosa, i sindaci lo sanno benissimo, che serve per determinare la qualità dell'amministrazione. Non possiamo lamentarci che i sindaci non fanno niente se noi siamo i primi a non far niente. Grazie dottor Bertola, guardi, glielo posso assicurare che farò vedere questa intervista con lei. Io tutte le mattine ho sindaci, quasi tutte le mattine, anche più di uno, perché quello che ha detto è molto importante. Sono loro che hanno questo esercito che li elegge, che gli dà la forza anche di chiedere quello che veramente il territorio ha bisogno e loro lo devono fare, perché appunto hanno la fortuna di avere gli eserciti che sono i cittadini che li eleggono. Ha fatto benissimo e le prometto che farò vedere questa intervista a tutti i sindaci, dopo ne avrò un altro, ho il sindaco di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana,
ecco, spero che sia anche, non so se la sta vedendo, se è già collegata, perché è molto importante quello che ha detto. Grazie veramente, dottor Bertola, mi fa molto piacere che sia venuto questa mattina. Allora, Presidente Tullio, allora, collaboreremo il 13 aprile per far capire l'importanza di unire uno per tutti per uno su questa meraviglia di fiume che abbiamo, ecco, su questo percorso meraviglioso che abbiamo la fortuna di avere, l'Arestera, che non capisco perché dobbiamo fare sempre tutto nelle piazze, mai veramente dove c'è bisogno di capire, dove i ragazzi hanno piacere di vedere, di conoscere. Avremo anche associazioni che vengono da altre realtà. Ecco, prego, e come commenta le parole del presidente, del dottor Francesco Bertola? Prego, Tullio. Sicuramente parto dalle parole del dottor Bertola. La sollecitazione che ha fatto è fondamentale, cioè, dobbiamo ritornare a essere parte attiva e quindi presenziare. Adesso anche che la tecnologia ce lo permette, i consigli comunali sono anche online, è sempre meglio in presenza perché ci si rende conto di molti aspetti, c'è un aspetto che è il linguaggio verbale ma anche il non verbale, no? Quindi ci rendiamo conto subito quando ad esempio ci stanno un po' girando i discorsi o appunto magari vengono omesse delle parti che ci permettono poi di andare ad approfondire, a fare delle domande puntuali agli uffici o proprio agli amministratori stessi, quindi presenziare e partecipare. Un esempio, ad esempio, di attività è questa sera, noi la proponiamo a Spresiano in occasione di Mi Illumino di Meno, faremo un approfondimento sul tema della moda, ecco, della fast fashion, quindi capire anche ad esempio le sostanze utilizzate dalla Miteni, quindi FAS come sostanze che impermeabilizzano, capire l'impatto che hanno a livello non solo locale ma a livello globale. E quindi anche in questo caso sollecitiamo la partecipazione, cioè esserci durante queste occasioni di incontro e di scambio di informazioni, di conoscenza. E sicuramente la parte di dialogo come corpi intermedi noi associazioni, ISDE, Lega Ambiente e molte altre, e anche tutte quelle che si incontreranno il 13 aprile, hanno un ruolo fondamentale, perché ad esempio abbiamo incontrato l'amministrazione comunale di Treviso e cerchiamo sempre di interloquire in maniera propositiva. Perché? Perché spesso portiamo anche una creatività che spesso anche gli amministratori perdono nella burocrazia, e di conseguenza io credo che creare alleanze al di là di divisioni o di pregiudizi che si hanno nei confronti gli uni degli altri sia veramente fondamentale, perché il nostro obiettivo è quello del bene della collettività e quindi ci occupiamo della salute pubblica oltre che dell'ambiente. E anche in questo, ad esempio, sottolineo un aspetto e vi chiedo di poterlo approfondire, chiedo a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Abbiamo, ad esempio, siamo riusciti a vincere un ricorso al TAR, quindi i giudici ci hanno dato ragione rispetto allo stop all'ampliamento dell'aeroporto Canova di Treviso, proprio per problemi sanitari, proprio perché era carente il progetto presentato rispetto a un'analisi dell'impatto sanitario, ad esempio, e stiamo verificando che appunto in questo periodo, dal momento della sentenza del giudice fino ad oggi, ancora il sindaco, le amministrazioni, il sindaco di Treviso non si sono ancora espressi. La preoccupazione è questa, il fatto che i sindaci, come massima autorità sanitaria responsabile appunto della salute pubblica della propria cittadinanza, dovrebbero appunto preoccuparsi forse più di noi associazioni anche, no, rispetto a queste tematiche qua, e di conseguenza anche poterli incontrare e trovare dei punti per poter procedere assieme nella tutela appunto dell'ambiente e della salute pubblica credo sia fondamentale. Quindi diamoci tutti da fare e per il 13 aprile Mirella sentiamoci e proviamo appunto a sì, bisogna iniziare a fare squadra, Fabio Tullio, perché se ognuno va dalla propria parte, io ho 3 associazioni, io ne ho 10, io ne ho 15, no, quando uni per tutti, tutti per uno, perché il tema riguarda tutta la comunità. È un colpa a uno, un colpa all'altro, però riguarda tutti, perciò i progetti sono tanti. Allora andiamo a vedere anche questo importante ecosistema urbano Lega Ambiente. Andiamo a sentire.
della quantità di rifiuti. Un rapporto tra luci e ombre per le città venete, quello di Legambiente sulle performance ambientali. È Treviso la migliore in Veneto, sesta a livello nazionale per vivibilità ambientale e urbana, a confermare un trend in miglioramento. A seguire Belluno al 19° posto, Venezia al 39°, Padova al 42°, Vicenza 51°, più in fondo Rovigo al 76° posto, prima di Verona, ultima tra i comuni veneti al 78° posto. Il rapporto Ecosistema Urbano 2024 ha rivisto e aggiornato il peso di alcuni indicatori, aggiungendone uno nuovo, sempre distribuiti in 6 aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. Città venete tra alti e bassi a seconda degli indicatori presi in considerazione. Se guardiamo alle performance di Treviso, prima tra le città venete nella classifica nazionale, vediamo che occupa la 18ª posizione per i rifiuti prodotti, seconda per raccolta differenziata, salita nel 2023 all'87,1%, e ancora nona per le piste ciclabili con 27 metri ogni 100 abitanti. Il sindaco Mario Conte, intervenuto alla presentazione dei dati del rapporto, ha spiegato come si stia lavorando condividendo con altri 20 comuni politiche ambientali, urbanistiche, mobilità e infrastrutture. Tutto ciò che può concretamente migliorare le condizioni ambientali del nostro territorio, quindi non parlo più della mia città, ecco, noi lo stiamo mettendo in rete. Lo sforzo che stiamo facendo, ha spiegato ancora Conte, è di non pensare a politiche ambientali come ad una restrizione, ad una violazione, ma ad un'opportunità che viene data alle future generazioni. Investiamo sulla cultura ambientale invece che sulle sanzioni. Probabilmente le sanzioni che saremo costretti a pagare sono 4 volte superiori agli investimenti sui temi ambientali. E anche qui mi confrontavo prima col Presidente: se venissero detassati gli interventi ambientali, lascerebbero un margine del circa il 15% in più di risorse, anche vincolate sempre su questioni ambientali, da investire nel nostro territorio. Allora sentiamo come commenta questo servizio che ha visto il dottor Francesco Bertola e come ci saluta. Prego, dottor Bertola. Sì, io chiaramente non conosco la realtà trevisana, però, perché abito a Vicenza, però è importante, certamente. Ho visto i parametri delle indagini di Legambiente. Intanto bisogna sempre anche qua complimentarsi con Legambiente. Ci sono queste associazioni qui. Legambiente da anni e anni studia la qualità dell'acqua, dei fiumi, dell'aria. Greenpeace, ad esempio, abbiamo visto nel servizio prima di Arzignano, sullo sfondo c'era Giuseppe Ungherese, ha fatto questo rapporto sui PFAS importantissimo, perché è andato a analizzare in modo indipendente i PFAS in tutte le città capoluogo d'Italia, andandolo a prendere sulle fontanelle pubbliche. Chiaro che ha fatto 1 o 2 dosaggi, si può discutere tantissimo, però intanto l'ha fatto, e regioni che pensavano di essere al di fuori del problema hanno scoperto invece, guarda caso, di averlo in casa, come noi sappiamo. Torno su quello che dicevo prima, e credo che questo servizio l'abbia esplicitato ancora di più. I sindaci possono fare tantissimo, certo non possono fare tutto, anche loro sono vincolati dalle leggi esistenti, questo è ovvio, ma i sindaci possono fare tanto possono fare per la salute dei cittadini. Sta a noi mettere la giusta pressione, cioè far capire il nostro interesse molto forte per la nostra salute e quindi per la salute dell'ambiente. Grazie veramente al dottor Francesco Bertola, grazie per quello che ha detto, e noi accelereremo proprio con i sindaci su questo percorso molto importante che dobbiamo fare tutti assieme. Allora, prima di salutare anche il presidente di Legambiente di Treviso, Fabio Tullio, andiamo a vedere anche questo servizio Ambiente Fiume Sile e poi lo commentiamo. I risultati del fiume Sile sono ancora critici da alcuni punti di vista, perché ci sono 3 punti in particolare che sforano i livelli di qualità, diciamo, indicati da ARPAV, quindi abbiamo ancora delle criticità sul fronte della depurazione, anche se sappiamo che il Comune poi di Treviso in particolare sta investendo sull'allacciamento e la costruzione di una rete fognaria che serve, è indispensabile in città. I parametri osservati, oltre il batterio Escherichia coli ricercato per verificare il livello di depurazione
depurazione delle acque sono il glifosato, diserbante utilizzato soprattutto in agricoltura, e gli insetticidi diventati famosi per la flavescenza dorata. Dobbiamo arrivare almeno a un 80-85% di realizzazione rete fognaria. Questo passa per risorse, perché costa molto farla, però abbiamo messo in cantiere una delle opere più importanti tramite ATS, che è il collegamento del centro storico al depuratore di Sant'Antonino. Questo eviterà dispersione nei canali che poi danno tutte le problematiche al fiume Sile che noi vediamo e che Legambiente giustamente denuncia. I risultati dei lavori si vedranno tra molto tempo, spiega Legambiente. Nel frattempo dobbiamo agire sulla consapevolezza dei cittadini. Quello di Legambiente è infatti un impegno che si allarga anche ai più piccoli attraverso percorsi di citizen science, cioè di educazione scientifica a misura di cittadino, che punta a ricostruire la relazione interrotta tra uomo e ambiente. Non ci rendiamo conto del nostro impatto, quindi il carico antropico, cioè la pressione che noi abbiamo nei confronti dell'ambiente, anche attraverso questi dati ci fa capire che è molto importante e che dobbiamo tutti assieme, in particolar modo appunto la cittadinanza e chi è espressione della cittadinanza, quindi le amministrazioni, devono darsi da fare per rispettare anche quelli che sono i 2 articoli della Costituzione che parlano proprio di ambiente in particolar modo e di come noi dobbiamo occuparci del bene comune. Allora sentiamo come ci saluta Fabio Tullio, Presidente Legambiente Treviso. Prego Presidente. Vi saluto intanto ringraziandovi, perché questi spazi sono sempre preziosi per poter confrontarci anche con appunto realtà differenti, con competenze enormi come abbiamo capito essere ISDE, Medici per l'Ambiente, insomma. E la strada è lunga. L'importante è che tutti assieme abbiamo un obiettivo. L'obiettivo è quello della tutela del bene comune. Il fiume rappresenta, oltre che un elemento naturale molto bello, e lo dicevi anche tu prima Mirella, la parte di fruizione, lo percorreremo il 13 aprile appunto, è molto significativa, quell'aspetto di beneficio anche psicologico, ma soprattutto non dimentichiamoci che il fiume, grazie appunto alle sue acque, ci dona la vita, va ad irrigare i campi che permettono appunto al nostro cibo di poter crescere, ai nostri ortaggi. Se continuiamo a permettere la contaminazione di quest'acqua appunto, viene a compromettersi anche ovviamente la nostra salute, quindi ci conviene occuparci del bene comune, oltre che essere forse un impegno da cittadini responsabili. Ecco, quindi l'invito è quello di unirsi e partecipare e provare a informarsi e a seguire ovviamente anche i programmi come il tuo, i momenti di confronto, e non spaventarsi rispetto all'impegno, ecco, che viene richiesto di partecipare maggiormente alla vita pubblica anche nei consigli comunali. Grazie anche a Fabio Tullio, Presidente Legambiente Treviso. Grazie ancora al dottor Francesco Bertola. Pubblicità. Il senso di vicinanza al cittadino e il poter fare realmente qualcosa non soltanto per me stessa e per i miei colleghi, ma anche per la società. 21 anni, catanese, Sara Gloria Resina è una dei 57 carabinieri che in questi giorni stanno prendendo servizio nelle stazioni della Marca. Parla di valori da giovane militare in rappresentanza dei colleghi, tutti tra i 19 e i 24 anni, provenienti dalle scuole allievi di Roma, Torino, Campobasso, Iglesias e Reggio Calabria. Il contingente più significativo arriva dalla Sicilia, giovani che dovranno parlare soprattutto ad altri giovani in tempi di disagio crescente. Baby gang è una delle priorità. Loro sono espressioni della gioventù moderna, quindi sono espressione della nostra gioventù, sono tutti ragazzi molto giovani che chiaramente però hanno altri valori, e questo li può aiutare molto nell'attività colloquiale anche per quanto concerne appunto le devianze giovanili. C'è poi il contrasto alla violenza sulle donne, più in generale il pattugliamento del territorio
alle prese con l'ormai cronica allerta furti, 7 i carabinieri immessi al comando di Castelfranco, 9 a Conegliano, Montebelluna 11, Vittorio Veneto 10, da parte del Leone, Treviso con 20. Questa non è una chiaramente immissione straordinaria, quindi non c'era necessità chiaramente di una immissione straordinaria per quello che sono la sicurezza e l'ordine pubblico nella provincia di Treviso, però sicuramente implementeranno il servizio di controllo del territorio. Lavorare quindi sul campo, i rinforzi ora ci sono e hanno le idee chiare. Di avere una voce tramite noi, tramite la nostra disponibilità e tramite quelli che sono i nostri compiti, ma più che altro i nostri doveri, oserei dire. Quindi un supporto a 360 gradi che è anche psicologico per certi versi. Soprattutto psicologico, certe volte il supporto psicologico è più richiesto addirittura di quello fisico in molte occasioni. Allora saluto e ringrazio Mirella Bagliana, sindaco di Vittorio Veneto, di essere qui con noi. La vedo sorridente, finalmente dirà sindaco, arrivano questi carabinieri, perché abbiamo una situazione veramente da brividi, altro che storie, non si è più sicuri neppure in casa, nessuna ora, è un problema veramente importante. Cosa ne pensa sindaco e come vede lei la situazione? Prego. Sì, beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno Mirella, grazie dell'invito, sono felice di essere qui con voi. Dunque la situazione sì è preoccupante in tutta anche in generale in Europa. Io sono molto felice oggi di apprendere che c'è questo sforzo da parte dell'Arma dei Carabinieri e di mettere queste nuove unità all'interno poi delle nostre caserme, dei nostri comandi. Sì. Non aveva visto il servizio? Visto. C'è una connessione un po' così e così. Aspettate che provo un altro. Allora intanto che mettiamo a posto il servizio andiamo a vedere un altro servizio, andiamo a vedere la Croce Rossa. Intanto Un riconoscimento allo spirito di sacrificio e all'assoluta abnegazione dimostrati durante l'emergenza Covid, insieme a un'alta coscienza civica e morale in piena adesione agli ideali e ai principi della Croce Rossa italiana. Per questi motivi il presidente nazionale Rosario Maria Gianluca Valastro e il segretario generale Cecilia Crescioli hanno conferito all'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, presieduta da Mirella Tuzzato, la medaglia di benemerenza Il Tempo della Gentilezza, attestato consegnato in diretta e con grande sorpresa dalla presidente della Croce Rossa trevigiana Simona Cardarelli durante la trasmissione Sveglia Veneti. Per via non solo delle donazioni ma anche della vicinanza che c'è stata da parte sua, dottoressa, il Comitato Nazionale, e lo farò in diretta, il Comitato Nazionale ha preparato per lei un attestato di ringraziamento che mi fa piacere consegnarle, è del nostro Presidente nazionale, e quindi io non so come ringraziarla. No, siamo noi che ringraziamo voi. Ma veramente lo faccio vedere, ecco, mi commuove. Come già per il suo cavalierato, Mirella Tuzzato ha voluto condividere il riconoscimento con i suoi collaboratori. Io questo premio lo prendo, però non è dato solo a Mirella, è dato a tutti i volontari, a tutte quelle persone che tutti i giorni cercano di aiutare le fragilità. Ecco, questo è un premio condiviso con tutti i miei volontari. Croce Rossa presente nel territorio italiano da 161 anni, la sede trevigiana data 1911. Oggi nella Marca, oltre a quella del capoluogo, opera in altre 9 strutture a servizio di 72 comuni. Per fortuna un po' grazie anche al vostro lavoro di donazione riusciamo a coprire, grazie anche al supporto dei supermercati sulle raccolte alimentari che i nostri volontari riescono a raccogliere per poter donare. Ma se si dà solo e non si mettono in campo dei progetti e delle soluzioni, parliamo di assistenzialismo. L'obiettivo è quello di qualunque tipo di bisogno venga raccolto, è necessario anche trovare una soluzione affinché non abbia più bisogno di noi.
Allora, intanto ringrazio sempre la Croce Rossa per questo importante attestato nazionale che hanno dato i veneti schiacciati dalla crisi, ma soprattutto al mondo del volontariato, questo mondo del volontariato che tutti i giorni cerca di mettere quella pezza importante, ma concretamente, non con parole, per aiutare la comunità, soprattutto anche i sindaci. Perciò veramente io penso sia veramente importante, ecco, capire l'importanza dei premi che non vanno al singolo, ma vanno alla comunità del volontariato. Ecco, questo volevo dire. Prego, Sindaco Bagliana, vediamo se la connessione è a posto. Prego. Grazie, scusate. Allora, no, tornando alla questione di prima sulla sicurezza, noi abbiamo questo grosso problema di microcriminalità un po' distribuito su tutta la provincia. Vorrei sottolineare l'aspetto che, per esempio, città di Vittorio Veneto è la città che ha il più basso tasso di illiceità. Detto questo, anche qui nella nostra città si presentano dei fenomeni vuoi legati alla devianza giovanile, vuoi alla microcriminalità, e siamo fortemente preoccupati per questo. Noi veramente è un toccasana la notizia rispetto a questa presenza di questi nuovi agenti dei carabinieri. Ho visto che sono molto giovani e questo è molto importante per quella che potrebbe essere il rapporto, tra virgolette, quasi alla pari tra questi nuovi agenti di carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri, e le persone che poi commettono questi illeciti. Le questioni da affrontare sono parecchie, no? Dai furti nelle abitazioni, ai furti nelle attività commerciali, alla microcriminalità, alle risse, quindi naturalmente l'attenzione è massima. Sono anche dell'idea però che dobbiamo cercare di prevenire tutto questo fenomeni legati alla questione giovanile, puntando su una prevenzione di alto livello che va sia attraverso l'approccio con le famiglie, e quindi c'è la mancanza proprio delle volte della parte familiare per quanto riguarda l'educazione, sia per quanto riguarda la parte scolastica, no? Perché questi ragazzi trascorrono tantissime ore all'interno degli istituti scolastici. Ecco che secondo me i primi allarmi rispetto alle situazioni così di devianza giovanile si hanno all'interno della scuola, quindi noi come amministrazione dobbiamo supportare anche questi interventi all'interno poi penso dell'ambito scolastico. Allora, Sindaco Bagliana, io le avevo chiesto se era la prima volta che vedeva il servizio dei carabinieri, ecco, e mi fa piacere averglielo fatto vedere, perché i giovani rispondono. Anche qua vediamo molti ragazzi, i giovani non hanno voglia di far niente, non li intrighiamo. No, non è vero. Questa è la dimostrazione. Molti giovani anche del sud, come avete visto, che cercheranno di dare il loro contributo. Quello che veramente mi preoccupa è l'ascolto dei giovani, l'ascolto delle fragilità. Ecco, come abbiamo sentito prima il dottor Bertola, non so se lei ha seguito, ha chiesto proprio ai sindaci di essere presenti, perché avete un potere enorme, se voi interloquite sia con i cittadini che con questi medici per l'ambiente che stanno cercando di fare il loro meglio proprio per avere una situazione anche di salute ottima, loro lo trovano molto importante. Il dottor Bertola ha detto con i sindaci che collaborano noi abbiamo visto i giovani che rispondono. Prego, Sindaco Bagliana. Sì, no, su questo mi trovo assolutamente d'accordo. Mettere in atto tutti quei percorsi, quei processi di coinvolgimento di questi ragazzi giovani attraverso, voglio dire, le loro propensioni, le loro passioni, quindi si va dall'ambito sportivo al discorso dell'ambiente, al discorso delle arti e quant'altro. Noi stiamo iniziando adesso un percorso partecipativo attraverso un'associazione che ci aiuterà proprio ad individuare gli strumenti, ok? Perché stiamo parlando di strumenti innovativi, quindi non possiamo più basarci su quelli che erano i giovani di una volta, ma i giovani oggigiorno sono dinamici e hanno delle modalità diverse di approccio. Ecco per quello che ci vogliono delle persone competenti che mettano a terra, assieme all'amministrazione, proprio, ripeto, tutti quei percorsi per cercare di far sì che questi ragazzi abbiano anche una certa responsabilità verso la collettività e verso l'ambiente in cui vivono. E proprio anche ieri abbiamo argomentato questa cosa con una società sportiva che non farà solo sport, ma metterà in atto
delle azioni positive e delle buone pratiche, proprio anche ad esempio sulle questioni ambientali, quindi quello che è tenere pulito, raccogliere i rifiuti, raccogliere la carta, raccogliere la plastica, e spostarsi con mezzi pubblici, anche questa è una questione importante, cioè magari arrivo all'allenamento, arrivo in palestra attraverso l'uso della bicicletta, attraverso il tram e non magari accompagnato dai genitori. Quindi c'è tutta questa impostazione nuova da cercare di far condividere attraverso i giovani. Come dice lei, Mirella, i giovani oggigiorno hanno delle enormi potenzialità, perché insomma io li frequento anche sia nel mondo scolastico che nel mondo sportivo, e sono molto capaci e hanno una marcia in più, oserei dire, rispetto alla mia generazione. E quindi noi però dobbiamo essere così bravi da cogliere le potenzialità e di aiutare soprattutto quelle che diceva prima, quelli che sono leggermente più fragili, e ogni volta che ecco, questo è un po' il concetto che bisogna. Grazie Sindaco, allora io saluto anche il dottor, veramente grazie, Simone Borile, giudice di sorveglianza, però prima grazie dottor Borile di essere qui, voglio farle vedere questo servizio, ecco Fatalità, ci tenevo molto che lei ci fosse questa mattina e così dopo ne parliamo anche col Sindaco Bagliana, andiamo a vedere questa persona che farà un percorso socialmente utile. Sinceramente me lo aspettavo, ma non così presto, e comunque ho capito che il governo e le leggi aiutano più i delinquenti e gli assassini che le persone oneste. Quindi a questo punto forse è meglio essere un delinquente che una persona onesta. È uno sfogo duro quanto amaro quello di Alain Fragasso, appresa la notizia della scarcerazione di Dimitre Traikov, l'imprenditore 55enne di origini bulgare che sta scontando una pena a 7 anni per la morte sulla 28 delle cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, 26 e 20 anni, di Mareno di Piave. Era il 30 gennaio 2022 quando l'uomo con il suo SUV travolse ad alta velocità la Panda di Sara e Jessica, su cui viaggiavano anche le figliolette della prima, miracolosamente sopravvissute. A seguito dell'impatto Traikov si diede alla fuga tra i campi. Dopo 2 anni di misure cautelari e 1 anno di carcere per effetto della riforma Cartabia, l'imprenditore torna a casa sottoposto a obbligo di permanenza nelle ore notturne. Papà Alain, che fin dall'inizio ha chiesto giustizia, non si dà pace, anche perché Traikov potrebbe seguire un percorso di riabilitazione a favore dell'associazione familiare e vittime della strada di Milano. Ha la possibilità di uscire, per lo più fa richiesta che vuole fare il nonno vigile per far attraversare le strisce, questa è proprio una presa in giro. Decisamente troppo per un padre che ha perso l'unica figlia. La condanna non è stata data a lui, ma è stata data a noi, perché noi, mia figlia e mia nipote, non le rivedremo più. Sono molto demoralizzato, triste, ma parlo come da italiano. Io spero che questa notizia arriva al governo e ci facciano 2 domande. Non posso fare altro che accettare e provare a continuare a vivere. Presentazione prima di sentire il dottor Simone Borile, che non sono i familiari italiani vittime della strada, questa associazione, la Presidente mi ha chiesto di spiegarlo bene, ma sono familiari vittime della strada, che è un'altra associazione di Milano. Volevo spiegarlo perché la Presidente Giuseppina Cassaniti ci teneva molto a spiegarlo. Allora, dottor Borile, grazie. Ecco, cosa dire a questo papà che io conosco molto bene, a mamma Alain Fragasso e Barbara Rizzotto, che hanno perso questa figlia, la cugina, 2 bambine sono rimaste orfane di questa mamma, di questa uscita. Prego, dottor Borile, a lei la spiegazione. Allora, provo, ovviamente non è un caso di mia competenza, quindi deduco e cerco di dare una lettura a quanto avvenuto. La concessione di misure alternative è una concessione che si basa su una norma ben precisa, ovvero quando il soggetto, che è un reo già imputato, attenzione, questo è importante, quindi già condannato, mancano almeno 4 anni alla conclusione della pena, cioè se non sono trascorsi
4 anni alla conclusione della pena, all'esecuzione della pena, il soggetto non può richiedere le misure alternative. Le misure alternative, attenzione, vengono rilasciate su una base di analisi che viene fatta dal magistrato ordinario di sorveglianza e dai giudici esperti, sulla base però di alcune relazioni. Queste relazioni sono relazioni a carattere intramurario, cioè l'aderenza a tutta una serie di protocolli, di comportamenti, di partecipazione ad eventi e a soggetti, ma soprattutto quindi deve essere meritoria da questo punto di vista la condotta e non deve esserci assolutamente alcun episodio segnalato dall'amministrazione penitenziaria, deve ovviamente aver risarcito parte o aver avviato un processo risarcitorio nei confronti della famiglia e delle vittime. Io non so nulla, io le sto dicendo guardi quello che è generalmente dottor Borine, come ci si tranquillo, comporta certo. in sorveglianza, e soprattutto nella concessione di misure alternative si valuta moltissimo il soggetto se è consentita, se è possibile, una detenzione domiciliare, e per avere una detenzione domiciliare significa avere una casa, un domicilio, qualcuno che sia disposto a dare questo domicilio e soprattutto che il soggetto all'interno di questo segmento temporale che è diurno, poiché alla sera è costretto ovviamente a permanere obbligatoriamente all'interno del proprio domicilio, può esercitare una attività professionale. Ecco, questo è fondamentale, nel senso che i magistrati di sorveglianza generalmente valutano tutte queste componenti, ovvero se ci sono gli estremi per concedere le misure alternative, e quindi deve almeno essere entrato in un segmento temporale di chiusura della pena di almeno 4 anni, perché il sistema penitenziario nostro, penale, ritiene che negli ultimi 4 anni di sconto della pena, dell'esecuzione penale della pena, vi sia gradualmente un processo riabilitativo interno. Però deve avere il domicilio, deve avere una condotta intransigente, tutte le relazioni del WEPE, che è l'ufficio di esecuzione penale del Tribunale di sorveglianza, le relazioni intramurari, la relazione degli psicologi devono essere favorevoli, attenzione, e soprattutto per richiedere le misure alternative deve avere un domicilio, chi è disposto ad accoglierti e soprattutto se hai un lavoro, cioè difficilmente vengono, in altre parole, attribuiti delle concessioni delle misure alternative, che sono veramente pochissime quelle che vengono concesse. Cioè noi abbiamo nel nostro immaginario collettivo abbiamo l'idea che arrivati agli ultimi 4 anni della pena ci sia automaticamente la misura alternativa. Questo non avviene, e se ciò dovesse avvenire, faccio presente a tutti, ieri ho avuto qualcosa come 60 udienze, ieri al Tribunale di Padova, ovviamente al magistrato ordinario, io sono giudice esperto. In quel caso lì, se i carabinieri alla sera suonano il campanello o arrivano alle 11 di sera e non apre nessuno, c'è un verbale che va alla magistratura di sorveglianza e la misura viene revocata. Cioè durante la misura alternativa, che ricordiamo essere non un privilegio ma un beneficio, sulla parola che noi diamo alla persona per consentire alla persona di ricostruirsi un futuro nel momento in cui la persona ha avviato un percorso di rivisitazione critica, perché se non c'è rivisitazione critica la misura non viene concessa. Guardate che le misure alternative sono difficilmente ottenibili, e soprattutto quando vengono concesse le condotte devono essere intransigenti. Una minima violazione della condotta, attenzione, anche il non rispondere al telefono se chiamano i carabinieri o eventualmente hai l'obbligo serale di tornare a casa e non ti trovi, immediatamente scatta la revoca della misura alternativa. Questo deve essere chiaro, quindi non è un processo facile. Ecco, poi ricordiamoci, le leggi vengono fatte dai legislatori. È vero che poi le applicano i magistrati, le interpretano i magistrati, questo è altrettanto vero, però bisogna capire il soggetto in questione che tipo di pena, che tipo di condanna
A quanti anni? Perché se probabilmente, io ho letto dal servizio, probabilmente il reato si è consumato nel 2022-23 e probabilmente c'è già stato un grado di giudizio, però a quanto pare affinché lui possa già godere di misure alternative probabilmente la condanna era inferiore ai 4 anni. Verrebbe da pensare, guardi che sto deducendo, ricostruendo quello che poteva essere fatto. Ecco, comunque ribadisco, la concessione di misure alternative è estremamente stringente. Una sola violazione, quindi documentata dai carabinieri, o il fatto che il soggetto si allontani o il soggetto che perda lavoro, implica immediatamente la revoca e una volta che la misura alternativa è stata revocata, nei successivi anni non è più possibile richiederla per un certo periodo di tempo. Allora, lei ha spiegato molto bene, ma veramente la ringrazio, dottor Borile, di quello che prevede la legge, le opportunità che può dare. Però io direi che i giudici dovrebbero mettersi anche nel momento che decidono di fare questo, di dare questa opportunità, all'opportunità dei genitori che non rivedranno più i loro figli, la loro figlia. Il dolore immane, l'opinione pubblica è insorta in questo caso perché non riesce a capire che un ben 2 omicidi, nel vero senso della parola, ubriaco, scappato, riesca ad avere questa misura alternativa. Ecco, questa misura alternativa che non viene data a queste 2 ragazze morte, a queste bambine che cresceranno senza la mamma e soprattutto a questi genitori che non si danno pace. Ecco, io vorrei capire se il giudice che nel momento che decide che questo uomo per il comportamento, per tutto quello che ha detto lei, dottor Borile, ha la possibilità di uscire dal carcere, di mettersi anche dalla parte dei genitori che apprenderanno questa notizia, perché allora non si riesce più a capire chi deve fare il carcere a vita, se serve ancora parlare di carcere a vita oppure di non parlare più di carcere per certi reati. Sentiamo come lo commenta il sindaco Bagliana. Sindaco, lei viene anche dal mondo del volontariato, ma soprattutto è sindaco. Ecco, partecipate ai funerali, proprio sentite con mano, toccate con mano il dolore di queste famiglie, ecco, di queste morti improvvise e atroci. Ecco, come commenta questo servizio e quello che ha detto il dottor Borile, naturalmente spiegando la legge cosa prevede? Sì, innanzitutto ringrazio il dottor Borile che è stato molto chiaro e dico che sarebbe molto utile che ci siano persone come lui che spiegano perfettamente lo scopo della legge e il vero senso della legge. Alle volte purtroppo ci facciamo cogliere anche da situazioni così un po' di cuore e di pelle, siamo un po' trascinati anche nel dare giudizi affrettati. Allora, detto questo, è vero che dà da pensare rispetto al fatto che appunto non ci sono più 2 giovani vite che appunto sono state interrotte in un attimo e quindi capiamo benissimo il dolore dei familiari e il senso di rabbia è, immagino, tantissimo. È vero che mi viene da dire, se posso commentare il discorso del carcere, il carcere ha una funzione, penso, educativa e riabilitativa, nasce per questo e nella nostra normativa, insomma, è previsto questo. Forse diciamo che queste persone, ma la dico così, un'altra idea potrebbe essere quello che si potrebbero riabilitare, educare attraverso il lavoro, magari all'interno del carcere, no? Magari in pene più importanti. C'è anche questa ipotesi, se nelle nostre carceri ci fossero voglio dire dei percorsi proprio lavorativi all'interno però poi del carcere, ecco che magari non succederebbero questi misure alternative che vengono messe all'esterno poi della società. Queste persone che hanno commesso questi reati magari entrano subito in contatto entrano subito in società e quindi la cosa sembra magari non giusta nei confronti, appunto, ripeto, delle famiglie e da chi ha subito questi gravi importanti anche perdite. Detto questo, mi viene da dire anche, per esempio, banalmente, adesso saltando così anche sui reati quelli più
Abbiamo perso la collettività, connessione, devo alle far parlare anche volte il dottor l'opinione Borile, il pubblica... sindaco Bagliana, se no non ce la faccio perché sono proprio in chiusura. Dottor Borile, ecco come commenta. Ecco, questo giustamente lei ha spiegato quello che prevede la legge, però molti sono d'accordo con il sindaco Bagliana che forse sì fare questo provvedimento ma all'interno del carcere, lavorare all'interno del carcere e non uscire. Ecco, sono proprio in chiusura, prego dottor Borile. Allora, in effetti, guardi, ci sono molte attività all'interno del carcere che vengono attivate e molte realtà che sono convenzionate con il carcere. Molte cooperative, molte strutture tendono in un qualche modo a proporsi, a convenzionarsi con il carcere per far inserire, per far lavorare. Io sono, guardate, della convinzione personale che chi lavora non delinque. Questa è la mia visione, ecco, come mia personale, come mia esperienza anche adesso in magistratura di sorveglianza, ma prima come criminologo, quindi come analisi sociologica dei fatti. Ricordiamoci che per ottenere una misura alternativa al magistrato si basa su delle valutazioni, quindi vuol dire che dentro al carcere, gli psicologi del carcere, le relazioni intramurarie, le rivisitazioni critiche, le relazioni del web sono tutte favorevoli, cioè il magistrato non dico che arrivi alla formalizzazione di quelli che sono i giudizi espressi, però prima di arrivare alla concessione di una misura alternativa i requisiti sono estremamente stringenti, però è anche vero una cosa, che io capisco perfettamente, non è il mio caso, non l'ho seguito assolutamente, io mi occupo di altre tipologie tra l'altro di reati, quindi quelli più a livello mafioso e ad altri, però guardate che comprendo perfettamente il dolore e il desiderio di una forma di non giustizia adeguata corrisposta al subito e al torto vissuto da parte dei familiari. Quella dimensione emotiva che il servizio ha trasmesso è ben comprensibile da parte mia, assolutamente. E con queste parole io ringrazio tantissimo il dottor Simone Borile, avevo proprio piacere che commentasse questo fatto che ha suscitato l'indignazione dell'opinione pubblica quasi tutta, perché veramente qualcuno si chiede ma allora chi deve rimanere in carcere? 2 omicidi, scappato, ubriaco e libero. Queste 2 ragazze non torneranno più. Un abbraccio grande ai familiari, veramente grande sia a Lan che a Barbara. Veramente vi voglio bene, fanno parte anche delle associazioni, abbracciano le associazioni, andiamo avanti e vedremo cosa accadrà. Grazie anche alla sindaca Mirella Bagliana, sindaca di Vittorio Veneto, speriamo che la connessione funzioni meglio la prossima volta. Grazie anche a lei sindaco e andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Pomodori all'astigiana. Al Festival delle Sagre dell'Astigiano c'è la possibilità di scegliere tra oltre 80 diversi piatti, dolci, salati, asciutti, in umido, molti ormai inconsueti, come per esempio la finanziera di pollo, il riso alla barbera, il riso al barbera, i pomodori all'astigiana, oppure il bollito con il bagnetto verde. Ingredienti per 4 persone. 4 grossi pomodori carnosi e maturi, 4 patate, tartufo, burro, latte, olio extravergine d'oliva, 2 uova, sale. Passate con lo schiacciapatate le patate precedentemente lessate e pelate. Conditele con una noce di burro e qualche cucchiaio di latte.
mescolate energicamente. Poi unite al purè di patate un piccolo tartufo grattugiato. Con un coltello asportate la calotta superiore dei pomodori e, aiutandovi con un cucchiaino, privateli dei semi. Riempite i pomodori con il purè di patate. Sbattete le uova, salate e versate su ogni pomodoro qualche cucchiaio di uovo sbattuto. Allineateli in una teglia unta di olio. Mettete la teglia in forno preriscaldato a 150 gradi, lasciando cuocere per 20 minuti circa. Servite caldi o freddi e buon appetito!